Allora, continuiamo a leggere questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Come dico tutte le mattine, non finirò mai di dirlo, per ricordare tutte queste persone, questi familiari che cercano i loro figli dispersi, uccisi per queste guerre inaudite, solo per fare business, potere e ricchezza di qualcuno a scapito di molte persone che sono i civili che muoiono. Eravamo rimasti di mamma Teresa, dove, in quel paese dove aveva ospitato i resti mortali di questo figlio Anadage, dove aveva trovato tante persone affettuose che la accoglievano. Lo continuiamo a leggere prima di presentare i miei graditi ospiti. Alla stazione questa volta mi aspettava Lord Wolf, una donna eccezionale, diventata carissima amica. Trovai ad aspettarmi anche una delegazione, compreso il colonnello. Giunti al cimitero, prima di entrare, mi diedero una dose di calmante, poi ripetuta. Mi lasciarono sopra la tomba finché si cominciò a vedere qualche pezzo della cassa già marcita. Poi il monsignore e il dottore italiano mi pregarono di allontanarmi dicendo: «Signora, è una cosa troppo triste». Io non mi sarei mai allontanata perché con la medicina che mi avevano dato sentivo tanta forza in me, ma feci alcuni passi indietro. Così ogni sua spoglia che arrivava su dalla sua fossa per me era un nuovo strazio. Eppure ero capace di resistere al pianto. Ricordo che urlai quando vidi il suo teschio, con i suoi capelli neri e lunghi che si sparpagliarono. Poi vidi le sue ossa lavarle col disinfettante per 2 volte, poi metterle ad asciugare come una specie di cassetta rotonda con i buchi, di modo che si asciugassero per bene. Prima di deporli nella sua urna, ben preparata col suo zinco, la ricciolina e tutto fasciato con teli di nylon. Ecco, una cosa da morire di crepacuore. Rinchiusa quella cara cassetta e applicato il sigillo e il tricolore, mi accompagnarono al treno per ritornare a casa finalmente con mio figlio. Ma vi rendete conto delle vicissitudini di questa donna che non sapeva le lingue, che non si era mai mossa dal suo paese, che però l'amore per questo, uno dei tanti figli, ne aveva 6 ma mancava questo figlio adorato, era immenso. Lei lo cercava, lo ha trovato ed è riuscita a riportarlo a casa. Come avete sentito dalla lettura che ho fatto, quante vicissitudini, quanto dolore, quanto strazio, ma alla fine mamma Teresa ce l'ha fatta. E io manderei questo augurio a tutte le mamme, a tutti i familiari che stanno cercando i corpi dei loro figli. Detto questo, ringrazio e saluto gli ospiti che abbiamo in presenza. Abbiamo Chiara Ercetti, scrittrice. Questo libro Io sorrido a me stessa, bellissimo, assieme a Marcello Criveler, coordinatore provinciale CUPLA. E adesso spiegheremo di quante associazioni fa parte Marcello Criveler, sempre per la comunità, per migliorare la qualità della vita, per dare aiuto anche alle persone più fragili, più deboli. Però vorrei partire proprio con Chiara Ercetti, questa scrittrice che era presente alla mostra che abbiamo fatto sabato alla Loggia dei Cavalieri, questo inizio di mostra itinerante che poi toccherà Spresiano dall'11 del 4 al 24/4, poi andremo a Padova dal 24/4 al 10 maggio e poi andremo a Silea dal 27/4 al 25 maggio. Ecco, e poi continueremo con i comuni che hanno aderito. Allora guardiamo il servizio e poi lo commentiamo con Chiara Ercetti. Io ci sono, mostra fotografica itinerante, a Treviso, Loggia dei Cavalieri, il 3 e 4 aprile. Io ci sono, inaugurata sotto la Loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano.
mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso e quel momento è stata come, cioè, mi ha commosso letteralmente, cioè mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Ryan ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie. Io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marotto, meccanico, nonostante abbia perso entrambe le mani e le gambe, ha iniziato a progettare le sue protesi personalizzate e così va in moto, in bici e sugli sci ed è famoso in tutta Italia. Non solo per i disabili, anche per persone normali. Ho degli strumenti per semplificare il modo, tipo con gli sci. Quando io scio, i miei sci non incrociano mai, stanno sempre dritti. Non ti spiego il come e perché diventa troppo complicato. Presenti molti amministratori locali perché la mostra girerà molti comuni cittadini, ma la politica aiuta veramente queste persone? Le potrei dire che sa che ci sono le patologie, le varie malattie, le varie difficoltà, sì, ma sapere è un conoscere in profondità? Ma chi lo sa? Chi lo vuole capire? Chi lo fa arrivare al cuore? Allora io ringrazio intanto tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, questa presentazione di questa mostra itinerante che girerà non solo il Veneto ma anche l'Italia. Andremo negli alberghi a Venezia, come avete sentito, ma andremo anche in località molto lontani dal Veneto, perché questo deve essere un problema che riguarda da nord a sud, da est a ovest e non solo, io direi che riguarda l'Europa. Allora, Chiara Irceti, cosa ci racconti di questa giornata dove vi ho visto strafelici, stracontenti, finalmente noi ci siamo, ecco, era quello che io sentivo. Prego, Chiara. Allora, innanzitutto un doveroso grazie a chi ha organizzato e pensato a questa mostra, un grazie a te Mirella, un grazie a Raffaella Puziol, che per me è stata la prima volta che l'ho vista, insieme al fotografo Enrico Colussi, insieme a Marcello e gli altri genitori di altre persone presenti. Volevo dirvi quelle che sono state le sensazioni così avvenute non appena ci siamo incontrati lì, senza esserci mai visti prima, tranne che a una riunione di presentazione. Io ho sentito come di far parte di una famiglia e questo affetto che proveniva talvolta coi gesti, talvolta con qualche parola, talvolta con abbracci che sono stati veramente solidali in questa giornata, e si respirava un'atmosfera magica. Ma sono successe tutta una serie di cose prima ancora che tu arrivassi che ci hanno fatto proprio percepire e sentire questa cosa di dire io ci sono. Innanzitutto il posto in sé, il luogo, la loggia dei Cavalieri, già il posto in sé, vederci lì appesi, ci ha fatto sentire delle persone presenti, vive. Ed è stato bello quando, prima ancora che si parlasse di questa mostra, a me personalmente è successo questo fatto. Si è avvicinata una turista inglese. Io non so una parola di lingua inglese e lei ha preso il cellulare e attraverso il traduttore ha scritto grazie per questo titolo della mostra Io ci sono. Io sono una persona autistica e ho questa disabilità con la quale devo convivere, ma mi piace l'idea che se ne parli. Ora, io al momento mi sono trovata in imbarazzo perché della lingua inglese non so proprio niente, ma col traduttore le ho risposto. Lei poi mi vedeva lì con i miei libri e mi ha scritto di cosa si tratta. E io gli ho detto, ho scritto un libro della mia storia con l'epilessia. Vedete qui? E sorrido a me stessa e lei mi ha fatto un sorriso, ha comprato il libro. Non riuscivo a dirgli che è scritto solo in lingua italiana, ma l'ha comprato e poi mi ha detto grazie e non smettete mai di diffondere questa voce.
Poi io ho formulato un pensiero, perché in quella giornata lì mi sono svegliata con tante emozioni, e il mio pensiero è stato questo: non a caso, niente viene per caso. La mostra è stata inaugurata il sabato santo. Io sono una persona che ha perso un po' la fede, però il giorno in cui partecipo, diciamo così, seppure ho poi visto il Papa in televisione, è il venerdì santo, perché io credo che tutte le persone che hanno delle difficoltà si sentano di portare questa croce come Cristo nel giorno del venerdì santo. Ma sabato noi non eravamo lì proprio a caso, perché il sabato è il giorno che precede la resurrezione, e noi lì ci sembravamo veramente 11 persone risorte da una situazione dove nel resto del tempo ci dice: ma cavolo, dove siamo messe, dove siamo inquadrate? Ho sentito delle storie veramente che ti facevano venire i peli d'oca, cioè sentire una mamma che dice: il mio bambino a 10 anni, non avevamo nessuno da invitare, ho fatto un appello, sono diventata virale. Mi ha fatto subito ripensare a quello che io ho scritto nel libro, che non ho mai avuto una festa di compleanno, e quando ho compiuto i 18 anni, mia mamma chi ha chiamato? Io, mia mamma, mio fratello, il prete del mio paese e la mamma del prete. E sentire una mamma che ha fatto questa cosa, per me è stato meraviglioso, ma anche vedere come ha risposto il comune. E quindi questa è stata una delle prime emozioni. Allora questa mamma, sempre le mamme che si rimboccano le maniche per dare gioia ai loro figli, a questi figli che loro vedono normalissimi. Il problema è che sono gli altri, siamo noi che non riusciamo a vederli ancora con gli occhi che dovremmo vederli, chiamarli per nome, salutarli quando li incontriamo. Il problema è grande. Io ho visto un servizio dove un'altra mamma si è messa in gioco perché la figlia, lo raccontavo prima, non riusciva a fare la gita scolastica perché mancavano i supporti, l'accompagnamento, soldi. Lei si è rimboccata le maniche e grazie alla comunità che si è stretta attorno a lei ha trovato sia i soldi che il supporto della scuola. E lei ha detto una cosa fondamentale: bisogna fare squadra. Se tu riesci a fare squadra non ci sono problemi e riesci a fare qualsiasi cosa. Sentiamo cosa ne pensa Marcello Criveler e spieghiamo anche di cosa si occupa Marcello. In fatto di fragilità lui ne sa qualcosa. Prego Criveler. Buongiorno a tutti. Sicuramente fare squadra è, a prescindere da qual è l'ambito nel quale poi ci si muove, ma fare squadra è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda la mia esperienza nel mondo del volontariato in diverse cose, sicuramente è la chiave di volta. Per quanto riguarda l'attività principale, che è quella con il coordinamento volontariato Treviso Sud, dove facciamo tutta una serie di attività a beneficio delle persone più fragili, che possono essere sicuramente adulte, anziane, ma sono anche ragazzi, per esempio, da accompagnare a scuola, che non hanno una loro autonomia e quindi devono essere accompagnati. È chiaro che questo tipo di attività si fanno nella misura in cui si trovano tante persone disponibili. Grazie a Dio abbiamo tanti volontari disponibili, e facendo squadra tra i volontari, fra l'organizzazione, fra gli strumenti che sono i mezzi per poter fare questi servizi, riusciamo a garantire questo tipo di attività. Vediamo anche la foto del trasporto sociale che ha mandato Criveler, perché è molto importante capire realmente cosa fanno, oltre alle parole, i fatti. Prego Criveler. Sì, e quindi il concetto di fare squadra è fondamentale in tutti i sensi da questo punto di vista qua. Ecco, questo è il volantino, in questo caso quello di Mogliano, ma il servizio noi lo facciamo anche a Casale sul Sile, lo facciamo a Preganzion, lo facciamo a Casier, lo facciamo a Carbonera, lo facciamo a Treviso, lo facciamo a Zero Branco, cioè lo stiamo facendo un po' tutti i comuni dell'area, diciamo, sud Treviso, ma neanche proprio sud, perché in realtà ormai siamo in tutta l'area, quello che un tempo era l'ULSE 9, prima che diventasse un'unica ULSE provinciale, dalla parte ovviamente destra Piave. E quindi facciamo questo tipo di servizi, questo è il volantino appunto che distribuiamo, che serve per poter essere contattati. Poi
oltre a fare questo tipo di attività, i trasporti e cosa, ovviamente il nostro obiettivo è anche quello di coinvolgere le associazioni del territorio per cercare appunto di fare squadra, che si fa molta fatica perché tendenzialmente le associazioni tendono a fare il proprio, tendono a occuparsi del proprio settore di attività e come Mirella ben sa, perché se ne occupa molto, si fa fatica un po' a fare ragionare insieme. Però è uno sforzo che facciamo, che continuiamo a fare, che continueremo a fare, perché un po' alla volta bisogna arrivare a essere molto più collaborativi fra associazioni, anche se si occupa di cose diverse. Per fare un esempio, io mi occupo anche, insieme ad altri naturalmente, dei pensionati e rappresento un po' i pensionati del lavoro autonomo della provincia di Treviso, e ci sono i pensionati della Confagricoltura, piuttosto che della Coldiretti, piuttosto che della Confcommercio, piuttosto che Confartigianato, eccetera. E cerchiamo di fare in modo che ci sia consapevolezza per vivere bene anche questa parte della vita. Stiamo parlando di tutt'altro rispetto a quello che parlava prima la signora, però alla fine la nostra è una società composita dove ogni settore della nostra società ha delle esigenze e delle risposte che si attende. E per esempio su questo lavoriamo molto sull'informazione rispetto a un tema che oggi è diventato assolutamente un'emergenza sociale, che è il discorso delle truffe, della sicurezza personale sia in casa ma non solo in casa. Su quello che arriva su questi strumenti, anche prima, intanto che attendevo qua fuori, mi è arrivato un messaggio di confermare un bonifico da 3.750 euro, che naturalmente io non ho mai fatto e non ho mai disposto, però se io schiaccio anche inavvertitamente e confermo sta roba, ho fatto un disastro, perché si appropriano completamente di tutto ciò che c'è qua dentro e questo è solo un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Arrivano chiamate che arrivano messaggi che sembrano con i numeri, per esempio della mia banca, piuttosto che di altri enti, che anche delle cose, perché c'è questa benedetta intelligenza artificiale, oggi c'è la capacità di chiamarti da un numero fantasma, ma far apparire il numero che conosci. Guarda Crivellerni, ne parliamo tutti i sabati, ormai penso da più di un mese e mezzo, proprio con informatico, e facciamo il sabato dalle 11 alle 11:45 lezioni di sicurezza, proprio per dare la possibilità, specialmente ai fragili e non solo, di capire l'importanza di queste armi che sono i cellulari che hanno in mano. Basta niente per schiacciare, la fretta di schiacciare, non di aspettare, di guardare bene il numero, perché veramente ormai abbiamo dei numeri che sono allarmanti. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Tante belle iniziative che si arriva a fare. Sono tutte belle iniziative, però che si manca poco aiuto da parte delle istituzioni. E fortunatamente che sei volontari, che sei voi altri, voi altri sei stato fatta povera gente. Per chi ne ha bisogno, va bene, io provare a non capire adesso, che ho bisogno di quei fiori, anche a massa, ma chi che non ha nessuno, si trova su un disagio, che sta in una montagna, se non lo capiamo, ma cosa siamo diventati? Ma non siamo diventati cattivi, non siamo vicini alla gente che ha bisogno, anche per una parola, non vuole dare da mangiare, una parola, dargli vicini, fargli fare compagnia, voi altri lo facete. E vi è poco diffuso, vi è pochi aiutati. Il governo è da vergognarsi nei vostri confronti con quello che facete, ma non è qualche politico che viene a aiutarvi, non con queste votazioni. Adesso che avete bisogno, chi viene personalmente, cerchiamo di fare qualcosa, non con la bocca, con i fatti, Mirella, chi lo sa molto meglio di me. Ma dove siamo arrivati? Dovremmo da morire tutti, Mirella, 1 metro di terra e lo vorremmo per tutti. Vivi bene, fate bene, se ti fai lì non lo fate tanto il bene, che dopo visto, va bene? Però vado in letto, dormo tranquillo, perché? Perché in cuor mio penso a sta povera gente, non posso fare altro perché se potessi lo faria, ma come si fanno ad avere un poco di colpa agli altri? Bisogna essere, grazie a tutti i volontari, tu e che sei in giro, perché i volontari
è qui che salva l'Italia. I vecchi, i stoti, arriverai i compagni e mi, saria per entrare da soli. Cara Mirella, ti saluto e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. In effetti noi abbiamo invitato gli amministratori, erano presenti almeno quelli che hanno potuto venire, perché ricordiamo era il sabato santo, ai sindaci hanno tanti impegni, sono tirati per la giacca da tutte le parti, però mi fa anche molto piacere perché anche il presidente della regione ha scritto a Chiara, vero Chiara? E Chiara è strafelice perché finalmente dice io ci sono, mi si sono accorti che io ci sono ed è una cosa importante. Prego Chiara. Sì, volevo dirvi che per me ero venuta qui in trasmissione e avevo espresso alcuni sogni, tra i quali quello di incontrare il presidente Alberto Stefani, che mi riceverà quando potrà perché è preso da innumerevoli impegni, però io il giorno di Pasqua mi sono alzata e ho detto mamma mia, ma questo presidente che seguo sta facendo tanto proprio per il sociale. E proprio in risposta a lei, signor Rinaldo, volevo dire questo. Quando io ho visto questo messaggio con scritto Chiara, tanti auguri di buona Pasqua a te e ai tuoi cari. Allora, siccome il giorno di Pasqua mi sono alzata con un po' di rabbia, perché mi sono comparsi quei messaggi che inviano con il pulcino che viene fuori dall'uovo. Ah, io li ho mandati tutti così, sai? Io li ho mandati tutti così, col pulcino che esce dall'uovo. Però io a questa mostra sono venuta fuori arricchita da una cosa, arricchita dal fatto di dire ci sono visibile, quindi essere visibile a un presidente della regione che si sta tanto interessando e soprattutto per una persona come me che ha tanta paura del futuro, perché io in questa mostra ho visto sicuramente delle persone che hanno più fragilità rispetto alle mie, però come spesso accade, siccome la mia fisicità mi fa comparire una perfetta, diciamo, in barriera invisibile ma apparentemente in salute, ma io ho tanta paura del futuro, della solitudine e anche di quello che ha detto un papà lì presente, che ha detto il dopo di noi, oppure io quando non sarò più in grado di gestirmi, chi è che si prenderà cura di me? E sai Mirella, ti faccio una confidenza, sai cosa ho pensato quel giorno andando a casa? Ho provato quello che è un po' una mia fragilità, che è la paura dell'abbandono, perché adesso che ho trovato questa visibilità così e mi venisse a mancare, sai un po' che crollo sarebbe? Quindi sono andata a casa e ho pregato anche per la tua salute, per la salute di tante persone che erano lì, perché noi abbiamo bisogno appunto di qualcuno che ci accompagni anche quando sembra che ce la facciamo da soli. Allora Chiara, per chi non ti conoscesse, spieghiamo anche a Maurizio Criveller di cosa soffri tu, perché come hai detto tu, una guerriera sana, in salute, guardatemi, chi direbbe mai, invece sono una guerriera invisibile che sta lottando con questa patologia che ho, che non è semplice da gestire. Allora, io ho scoperto di avere l'epilessia all'età di 14 anni e voglio citare un episodio del libro perché prima hai citato quello di una mamma. Nella classe quinta hanno organizzato una gita scolastica in Francia e è stato difficilissimo convincere mio papà a dare i soldi per partecipare a questa gita. Ma il giorno prima di partire il preside non trovava il coraggio di dirmi che in gita non mi ci avrebbero portato perché la mia epilessia spaventava e quindi cosa hanno fatto? Hanno chiamato mia mamma e dicendo che in gita non mi ci avrebbero portato. Quando sono tornati e tutti i miei compagni hanno fatto un tema sull'andamento della gita, io ovviamente mi sentivo diversa e amavo la lingua francese, ma sono andata a casa, ho bruciato il libro di francese e da lì non ho più tanto voluto saperne della scuola, una scuola che sicuramente ha voluto educare anche i miei compagni e le mamme alla fragilità. Però quando sono stata in quinta superiore, mia mamma un giorno è andata a parlare con i professori di scuola, si è trovata i genitori degli altri ragazzi che, fatalità, lo stesso giorno avevano organizzato una riunione con il preside perché non mi volevano più in classe, perché volevano che io avessi l'insegnante di sostegno. Io avevo delle crisi quotidiane, avevo 3-4 crisi al giorno
e per cui dai 14 ai 21 anni ho fatto una vita praticamente reclusa dentro casa. Ferma perché abbiamo una telefonata, abbiamo Raffaella da Paese. Ciao cara Raffaella. Ciao Mirella, ciao Chiara, buongiorno a tutti i tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Ciao Raffaella. Allora, io ci sono e noi ci siamo, ci dovete salutare e ci dovete considerare. Che devo dire? Una grande emozione. Emozione perché quando hai letto e hai, diciamo, raccontato il tuo libro, ho vissuto la mia vita e la vita di Lisa. Grazie Chiara, grazie a tutti voi e scusate l'emozione, è grandissimo questa cosa che si sta facendo. La solitudine la dobbiamo abbattere, le nostre voci devono essere voci che arrivano. No ragazzi, non dovete mica piangere stamattina, no, non ci sto mica, no ragazze, no. Voi dovete sorridere, come è scritto sul libro, dovete sorridere. Lo so che l'emozione è tanta, però non dovete dimostrare ancora di più la fragilità che state mostrando, perché guardate che la compassione non va a fare parte del percorso che vogliamo fare. Io ci sono, deve far capire l'importanza dell'obiettivo, che è quello di far capire che stiamo parlando con delle persone normodotate, anche se si muovono in maniera diversa, come dico io, diversamente agili. Prego Raffaella, ti sei ripresa? Sì. Boh, perfetto. Ma è così, perché quando si fanno i compleanni, come dice Chiara e come dice Giulia, quando, come dice il papà di Davide, vuoi avere una possibilità, un lavoro esattamente come gli altri, vuoi avere, come dice Lisa, un gruppo di giovani che insieme in una sagra, in un momento di sabato e domenica, di venerdì, puoi stare insieme e non da sola, poi quando succedono queste cose l'emozione prevale, cerchiamo di trasformarla in forza, però anche noi siamo umani e spesso la gente... Brava Raffaella, resistere ragazze, resistere. Grazie, un grande abbraccio Raffaella anche per quello che hai detto. Allora Criveler, l'emozione che veramente io ho condiviso sabato in questa meravigliosa cornice, la Loggia dei Cavalieri, dove le persone si fermavano, guardavano e soprattutto cercavano di capire cos'era. Noi avevamo messo la didascalia e quando la leggevano vedevi che con la testa avevano capito l'importanza di questi segnali che erano le foto di queste creature. Criveler, cos'è l'emozione per una persona che sta cercando di mettere in piedi un'importante organizzazione, parliamo di trasporti? Io mi domando cosa stiamo a fare a questo punto, perché se Chiara non ha un'associazione che la trasporta, Chiara non riesce a muoversi, però non facciamo squadra, lei deve sempre chiedere al fratello, all'amica, alla sorella, eppure mi sembra che viviamo su città dove associazioni con mezzi di trasporto ce ne sono. Il problema è o sono pochi o sono impegnati, ma allora queste persone quando hanno bisogno come facciamo? Ecco l'importanza della rete, di unire le forze, come diceva Criveler. Prego Criveler. Non c'è dubbio che la chiave è questa, cioè bisogna assolutamente che ci sia questa collaborazione, chiamiamola rete, chiamiamola squadra, in modo tale da garantire nel miglior modo possibile, nella maggiore misura possibile, questo tipo di servizi alle persone che ne hanno bisogno. Noi nel nostro piccolo rispondiamo a tantissime esigenze e veramente credo diamo tante risposte, che sono risposte che vengono spontanee dal volontariato, perché in realtà più che dalle istituzioni, non perché le istituzioni non vogliono darle, ma perché è un dato di fatto che di fatto il volontariato sopperisce a quello che le istituzioni non sono in grado di garantire. Posso dire che viviamo veramente tante storie anche impegnative. I nostri volontari, alle volte noi facciamo anche dei corsi anche sulla privacy eccetera, ma proprio perché alle volte vengono veramente a conoscenza anche di tante cose molto personali, molto private, sulle quali bisogna usare anche determinate attenzioni, perché ovviamente bisogna, va bene tutto, però ci sono dei paletti che sono soprattutto del buon senso, e quindi cerchiamo di aiutare i nostri
volontari che alle volte si trovano a vivere situazioni veramente impegnative anche dal punto di vista di situazioni familiari delicate, difficili, eccetera. Quindi cerchiamo di fare questo. Poi nel nostro piccolo, come dire, abbiamo la fortuna, grazie a Dio, di avere tanti volontari, riusciamo ad avere tanti volontari con il passaparola, non c'è altra strada, certo. Il passaparola, e quindi di fare adesso siamo arrivati, per dire, siamo partiti qualche anno fa con alcune macchine, siamo a 17 macchine che girano. E non sono poche, no, non sono poche, perché tutte le mattine si muovono, tutte le macchine poi devono funzionare, devono essere in ordine, c'è sempre qualche rottura, perché alcune sono un po' più vecchiotte, eccetera. Cerchiamo di fare. Certamente i bisogni sono tantissimi e noi siamo consapevoli che rispondiamo in parte a questi bisogni. Però oltre ai mezzi ci vuole anche la formazione per fare inclusione, perché sono cose delicate. Vediamo anche questa foto, formazione, inclusione, che fa capire l'importanza, ecco, qui della formazione. Ecco, noi abbiamo delle situazioni che la formazione è necessaria per fare inclusione. Prego, Criveler. Sì, ecco, questo è il manifesto di un'iniziativa che abbiamo organizzato proprio recentissimo e che faremo nei prossimi 2 mesi. In questo caso la sede è a Zerman e è rivolta prevalentemente a persone straniere, ma non necessariamente solo straniere, in cui cerchiamo di dare informazioni sui temi che sono adesso. Io da qua non riesco a leggere perché è lontanissimo il display, ma parliamo di orientamento alla persona, parliamo di educazione stradale, parliamo di educazione sanitaria e rafforzamento linguistico, no? E cerchiamo di informare, di dare strumenti di integrazione a tante persone, soprattutto straniere, soprattutto donne straniere, perché questo è ormai sono già diversi anni che proponiamo questo tipo di attività, anche molto più strutturata. Poi c'è stato il Covid che purtroppo ha bloccato tutto, ma per esempio anche alle donne straniere, quando parliamo di integrazione, per esempio l'educazione sanitaria, il conoscere anche il nostro sistema sanitario, capire bene a chi rivolge, perché abbiamo a che fare con livelli culturali e con situazioni culturali estremamente diverse dalle nostre, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare questo contributo. Questo è un programma che abbiamo appunto organizzato e che adesso realizzeremo qua fra aprile e maggio, e fra l'altro comprensivo anche del cosiddetto rafforzamento linguistico, per cui con l'occasione che facciamo le cose facciamo anche un po' di rafforzamento della lingua italiana, perché ovviamente per le persone che vivono da noi l'integrazione passa anche attraverso la conoscenza della nostra lingua. Quindi, come dire, cerchiamo di mettere insieme le varie esigenze che ci sono per cercare di fare qualcosa di utile. Quindi questa è un'altra, come dire... In effetti la dimostrazione è quella che ha detto Chiara. Io ho scritto questo libro, ma l'ho scritto in italiano, non l'ho scritto in inglese perché non so una parola di inglese. Ecco che se Chiara avesse vicino un'altra associazione che può supportare questo libro e tradurlo in inglese sarebbe importantissimo. Il problema è che le abbiamo ma non facciamo rete, perciò Chiara non sa a chi rivolgersi, l'associazione non conosce Chiara, magari spero adesso che con le telecamere, visto che noi arriviamo veramente qua, non solo nel nord-est come sentite anche dalle telefonate, non solo nel Triveneto ma un po' dappertutto, l'importanza invece di unire le forze, perché finché continuiamo a stare divisi, ognuno dire io il campanile più alto, più bello e più grande, non andiamo da nessuna parte e queste persone sono ancora completamente sole. Il trasporto è una cosa fondamentale per loro. Io sabato ho visto tutti i genitori che portavano i loro figli e le persone che hanno partecipato, perché nessuno era andato a prenderle, con delle difficoltà enormi, perciò non ci siamo proprio. Io ho avuto la fortuna di vedere anche diversi amministratori, sono i sindaci che hanno aderito a questo progetto, pensate sono più di 20 sindaci, ecco spero che con questo progetto riescano anche a capire l'importanza di fare rete anche con i trasporti, perché i trasporti sono fondamentali, vero Chiara? Per esserci io non so dove devo andare, cosa devo fare, ecco questa angoscia che anche tu mi hai scritto ieri, come faccio, dove vado, a chi mi devo rivolgere, a che ora devo... Cioè capite che per loro diventa un problema lo spostamento. Prego Chiara, cosa vuoi dire? Intanto spieghiamo perché hai questo pupazzo sempre vicino a te, perché con questo Chiara si sente felice. Esatto. Allora, scusa, finisco un attimo il discorso di prima, perché l'epilessia è la principale, poi ci sono una serie di patologie autoimmuni che si sono
associate. Guarda là. E non da ultimo dicevo a Mirella, sabato è stato bellissimo a dirlo, ho fatto 15 giorni di ricovero depressivo e sabato ero lì che sorridevo per essere visibile, e anche oggi sono felice di essere qua. Bene. Non è vero. Allora, quanto importante è il trasporto, Chiara? Allora, il trasporto è molto importante. Io, senza accusare nessuno, purtroppo nella mia realtà, io vivo a Santa Maria di Sala, diciamo non è colpa di nessuno, ma è capitato che, allora, io sono autonoma, però ho delle paure, cioè mi muovo fino a un certo spazio. Il Covid ha rovinato tutto, nel senso che c'era un servizio, sempre di volontariato con l'Auser presente, e con il Covid questo è stato interrotto, quindi le visite tipo nei Padova, Treviso, dove ho paura di andare, non so mai a chi rivolgermi, chiamo un'associazione di mestre che si chiama Stacco, c'è un'altra associazione del territorio che è bravissima a dare il servizio che dà, però purtroppo c'è anche un discorso di denaro, è costoso, e nella mia condizione, siccome io non sono né pesce né carne né pesce, mi è stata riconosciuta una 104, però allora nel lavoro non si va avanti, diritto a una qualsivoglia forma di assegno, a parte che non scendo in questo campo perché chi è preso peggio di me, anche so che ha un'accompagnatoria, l'assegno di invalidità arriva a 900 euro, ditemi voi come facciamo, io pago circa... E chi ha la fortuna di averla. Ecco. E quindi le spese che sostengo in un mese per la sanità sono già tante, per cui faccio parte anche di una realtà dove andiamo a cantare con delle persone diversamente abili, e penso soprattutto a una ragazza che è in carrozzina e viene da un paese che sono 14 km da dove cantiamo, e per lei venire a cantare alle prove è l'unica opportunità che ha di socializzare, ma spendere 35 euro per venire solo alle prove, povera, è tantissimo, e non abbiamo quindi questi servizi nel territorio. Nel paese dove abito è rimasto, diciamo, l'Auser, che però per scelta, giustamente per i costi, si occupa di portare le persone al CEOD la mattina. Il comune di Mirano magari dà più possibilità, però non essendo residente lì non posso fare riferimento, e appunto bisogna chiedere a queste associazioni, però il sabato e la domenica non c'è nessuno che... Il sabato e domenica sono i giorni che dovrebbero queste persone avere la quotidianità nel spostarsi come ce l'abbiamo noi per partecipare a eventi. Allora, Criveller, cosa dobbiamo fare? No, perché a questo punto io mi domando, 800 associazioni di volontariato, tu con dei numeri pazzeschi, le più grandi sto parlando, e dopo ci troviamo che sabato e domenica queste persone devono rimanere a casa se non trovano qualcuno che le accompagni. Allora, approfitto per fare una precisazione, perché ha nominato Stacco. Allora, Stacco è un servizio che è garantito con fondi regionali per fare dei trasporti di persone che sono in stato di necessità. È gestito, io parlo per Treviso, è gestito da un'associazione che si chiama Volontari Insieme, non so a Venezia da chi sia gestito, però questi fanno da punto di raccolta delle richieste e da verifica se ci sono i requisiti. Poi si rivolgono alle associazioni che materialmente fanno il servizio di trasporto nel territorio, e a seconda della zona, io parlo per Treviso naturalmente, si rivolgono. Nel nostro caso tutta la parte Treviso Sud si rivolgono a noi e noi cerchiamo di farli. In questo caso sono anche gratuiti per gli utenti. Chiaramente bisogna che gli utenti ne abbiano i requisiti, e lì ovviamente sono i gestori che fanno una verifica, non so come facciano, ma io so che a noi le associazioni ci dicono c'è da fare questo trasporto e noi lo facciamo, non è che noi andiamo, quindi diciamo siamo a valle rispetto a un processo. Quindi Stacco va sicuramente sfruttato, tra virgolette, sì. Però dopo bisogna che ci siano nel territorio, nel caso suo... No, ma scusa, quello che non ho capito è a pagamento? No, Stacco è gratuito. Ok, spieghiamo bene. Sono fondi regionali, sono soldi pubblici. Poi ci sono tantissimi altri servizi che anche noi facciamo, che ovviamente si chiede un attimo di rimborso, perché sennò non siamo in grado di farli, perché ovviamente i costi, soprattutto adesso che i carburanti sono andati anche alle stelle, i costi, quindi ma sono quelli su richiesta. Alle volte sono anche servizi di cortesia che ci vengono richiesti per andare a fare la spesa piuttosto che per andare a trovare un parente, eccetera, quindi si fanno e si chiede un minimo di rimborso, sempre sotto forma di donazione volontaria, se è chiaro, cioè non è che ci sia un prezzo, assolutamente non esiste.
e quindi si fa meglio che si può. Quindi è chiaro che dopo bisogna vedere nella situazione del territorio come io so che anche alcune grosse organizzazioni, lei ne ha citato una che è l'Auser, in alcune situazioni sono in difficoltà perché evidentemente non fanno fatica a trovare volontari eccetera, perché che sia chiaro, fare i volontari di questi tempi qua ma Criveler, io non riesco è ben impegnativo. Io non riesco a capire una cosa. Allora, o facciamo volontariato o facciamo cooperativa. Allora, io quando sento la catena che inizia dal volontariato ma alla fine paga un prezzo, per me non è più volontariato. Cioè, o ci rendiamo conto di capire chi siamo, cosa facciamo e cosa diamo, perché se cominciamo a mischiare ogni volta tutto quanto assieme, la gente non ne viene più fuori. Noi dobbiamo capire che il volontariato deve essere volontariato puro, punto. Se non fai volontariato puro, diventi cooperativa. Allora sei una cooperativa, mi sta benissimo. Però questa catena che inizio col volontariato ma alla fine pago proprio non mi sta bene. L'ho detto anche in regione anni fa questa cosa qua, perché non riuscivo a capire, tutti chiedevano soldi e poi alla fine dovevi pagare qualcosa. Allora io penso a quelle persone che non hanno la possibilità di pagare, non ce l'hanno. Queste cosa fanno allora? Allora io mi sono trovata in questa situazione con una coppia che ha chiamato, che non aveva la possibilità di pagare questo trasporto, aveva chiamato giustamente diverse realtà, allora, una era occupata, una non aveva il mezzo e una dovevi pagare. Allora io mi domando, non è che dobbiamo scremare chi sei e cosa fai e vedere veramente chi ha bisogno? Se io non ho i soldi devo essere aiutata allo stesso, punto. Certo. E ci deve essere un'associazione che mi mette gratuitamente il trasporto e il pulmino. Non è possibile. Alla regione sono stati regalati i pulmini, regalati, lo so perché sono arrivata tardi, sono riuscita a partecipare, il mio me l'ho comperato e io non ci sto più. Allora io ho chiesto al Presidente della Regione Stefani di fare chiarezza. Chi siamo, cosa facciamo e chi dobbiamo aiutare. Se vuoi pagare, fatti una cooperativa. Se non vuoi pagare, sei volontariato, dimmi cosa fai, cosa. Io ho la borsa della spesa, perfetto, devo fare la borsa della spesa. Tu hai i pulmini, devi fare il trasporto. Come fai a fare il trasporto? Chi hai che ti supporta? Perché sennò c'è un minestrone, poi Chiara rimane a casa, Giulia con 2 bambini rimane a casa, perché i soldi non ci sono, non ce li hanno. È inutile che ce l'ha, se uno non ha i soldi cosa fa? Ho capito benissimo quando Criveler ha detto è una offerta libera perché non c'è, ma devi sempre avere soldi per pagare questa offerta, perché sennò anche Criveler con tutta la sua organizzazione va in crisi. Allora io penso che in regione dove arrivano una marea di soldi, tanto è vero che c'è qualcuno che non vuole lasciare la regione perché ha capito che in nessun'altra parte potrà vedere tanti soldi come si vedono in regione, devono anche capire chi devono aiutare. Noi non possiamo più assistere come i fondi del PNRR che erano destinati al terzo settore. Il terzo settore vuol dire tantissimo anche il sociale, essere destinati a fare una cosa che è colate di cemento, poi vedremo come va a finire. Perché non possono neanche difendersi queste persone qua, dove vanno? Adesso fortunatamente Chiara dice finalmente qualcuno mi ha ascoltato e mi ha invitato in maniera che potrò esporre ecco, i miei problemi, i problemi che ho. Sono problemi gravi, sono ancora giovane, con tanta voglia di fare, con tanta voglia di vivere. Però se non facciamo squadre, continuiamo a parlarci su e a dire continuamente le cose che sappiamo già, c'è qualcuno che deve decidere chi deve fare cosa, perché noi abbiamo bisogno di questo, capire chi siamo e cosa facciamo, perché se no, allora, i comuni devono fare la borsa della spesa, devono avere ecco, questi banchi solidari, poi danno 1 chilo di pasta, mezzo chilo di zucchero e che tocca fare il giro di 8 sorelle per avere una borsa decente. Allora se invece i comuni capissero che ci sono delle associazioni, degli enti che fanno questo, forse i soldi potrebbero dedicarli a qualcos'altro. Ecco, io la vedo così. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Alessandra, ciao Alessandra. Ciao Mirella, ciao Chiara. Ciao io Alessandra. sono la mamma, mi sentite bene? Sì. Io sono la mamma di Lisa, un'amica speciale di Chiaretta. Che ho conosciuto. Chiara, mi senti? Sono l'Alessandra. Ciao Ale! Ciao. Allora, io vorrei dire innanzitutto questo, che Chiaretta si definisce una guerriera invisibile. Però per quanto mi riguarda, e non solo per quanto mi riguarda,
Chiara è una guerriera ultra visibile, perché veramente grazie a tutta la sua passione, al suo impegno, sta difendendo veramente, portando avanti la difesa dei diritti di tanti dei nostri bimbi che purtroppo non hanno voce, insomma. Ecco, quindi Chiara forever. Poi volevo dire che io sabato c'ero all'inaugurazione della mostra, è stato per me un momento stracommovente e emozionante. Innanzitutto è stato bellissimo conoscere di persona Mirella, il vulcano Mirella, che approfitto per ringraziare anche per tutto quello che fa lei per tutti noi. E è stato bellissimo, è stata una mostra di sguardi, di volti, e soprattutto una mostra del cuore, perché ho visto tanti occhi lucidi, tante persone coinvolte, e credo che questo sia il principale canale che una persona come Chiara sa mettere in moto, ed è quello fondamentale per smuovere le cose. Ecco, serve molto impegno, serve tecnica, serve conoscenza, però ci vuole anche tanto cuore, e quindi Chiara in questa è maestra, e ringrazio lei e nuovamente te Mirella, perché ti sto conoscendo da poco, però ho già capito la persona meravigliosa che sei. Ecco, ma siamo in tanti, sai Alessandra, siamo in tanti, io ho la fortuna di avere le telecamere, ma ti posso assicurare che siamo veramente in tanti che aiutano. Il problema è che non riusciamo a fare squadra là, e poi io sto insistendo anche con Criveler per unire le forze, perché Criveler sta facendo una cosa importantissima, però anche lui da solo non può andare da nessuna parte, deve essere supportato, e perciò è questo che io specialmente ho chiesto agli amministratori presenti di avere questo supporto da parte loro, perché loro possono fare tanto. Criveler, prego. E, ovviamente si fa perché si è squadra, quindi io faccio perché ho tanti veramente persone che mi danno una mano, e insieme ci diamo una mano. No, volevo precisare sul discorso di prima che per quanto riguarda le persone che sono in difficoltà, noi come associazione Coordinamento Volontariato abbiamo convenzioni in essere con il Comune di Casiari, il Comune di Pregazzolo, il Comune di Casale, con il Comune di Treviso, eccetera, e facciamo dei trasporti quando ci vengono segnalati dei servizi sociali, facciamo gratuitamente, ovviamente, però la scrematura la fanno. Però posso dire che ogni comune ha le sue regole, cioè, e quindi fra l'altro noi siamo costretti ad avere una segreteria con una persona dipendente, perché questo richiede un lavoro burocratico, per cui abbiamo la necessità, come una qualsiasi azienda, di avere una segreteria a tempo pieno che fa questo tipo di servizio. Però diciamo che questi servizi vengono garantiti, le persone che sono in dopo vengono garantiti a tutti, questo non lo so, no, probabilmente no, probabilmente no. In tutti i comuni assolutamente no. Questo è evidente. Allora noi dovremmo fare questo, per questo sono stati coinvolti i comuni, 20 comuni del territorio, sono tanti con questa mostra, per capire l'importanza di esserci come amministratori. Nadia da Maserata, ciao Nadia cara. Ciao Mirella, ciao, sono la mamma di Viviana. Sì. Conosco Criveler, conosco Marcello, perché suo fratello Maurizio ha fatto l'obiettore a casa mia. Sì. No, non so, siete fantastici. Basta, perché mi sono commossa. Intra sabato, intra oggi. Mirella, ti ringrazio tantissimo di aver fatto questo bellissimo programma, questa Io ci sono. E Chiaretta, un abbraccio grande grande. Grazie. Nadia, guarda che io ho avuto l'idea, ma siete stata voi dopo a metterlo in piedi. Continuate a dire, Mirella, l'ho detto anche sabato, siete voi, lo so che l'idea è mia e sto cercando di darvi il maggiore supporto, perché ve lo meritate tutto, però siete voi che avete deciso di portare avanti questa impegnativa mostra, questo veramente momento di riflessione da parte della comunità e della società in generale. Criveler.
Sì, appunto stavamo dicendo prima, quindi tanto fa piacere la signora, adesso io non ho capito chi è perché... È la mamma di una ragazza diversamente agile. Io conosco molte persone che fa parte della mostra, appunto. Sì, no, questo è chiaro. Quindi, insomma, ecco, il tema è questo, cioè noi cerchiamo di fare quello che si può fare. Noi ci siamo, vero? Io ci sono e voi ci siamo. Noi ci siamo. Devo andare in pubblicità. Noi ci siamo. E abbiamo Bertilla in linea. Ciao Bertilla. Ciao. Sei Mirella? Sì, sono Mirella. Scusa se ti do del tu, ma ho 90 anni, insomma. Vai tranquilla Bertilla, vai tranquilla. Amica di Chiara. Ciao Bertilla, 91 anni. Ciao carissima. E volevo salutare anche Criveler, voi direte perché. È naturalmente una vecchia, conosce un po' tutto il mondo, ok? Ho conosciuto la sorella di Criveler, ok? Che è venuta a Milano una volta. Ho conosciuto tua sorella che è venuta a Milano una volta. Insomma, mica ne rodiese fra lei, 10 fratelli a Criveler. Sì, mia sorella abitava in comune di Milano, quindi sì, piacere, molto piacere. Ecco, se la sente me la saluti la sorella, va bene? Devi salutare la sorella se la senti. Sarà fatto. Sei fantastica. Sarà Grazie Bertilla. Grazie Bertilla. Sei forte, sei una leonessa. Brava Bertilla, diglielo, lei non ci crede mica tanto, lo dice, ma dopo... Perché veramente quelli di Treviso io li ho conosciuti e sono la regione, cioè la provincia più migliore del Veneto. Ecco. Grazie Bertilla cara, 91 anni, avete sentito, si dice alle donne non si chiede l'età ma lo dicono loro, anche perché a mio avviso far capire l'importanza di questa età, io ci sono ancora, sono viva, voglio dire anche quello che provo, ricordare, ecco il ricordo vedendo Criveler della sorella di Criveler, capite l'importanza della trasmissione che è questo, di vivere anche di emozioni, cos'è l'emozione Chiara? Ecco l'emozione di sabato, l'emozione di ritornare a casa e di capire che forse ce l'hai fatta a forare quel muro di gomma che non si riusciva a passare. Prego Chiara. L'emozione è un qualcosa di, tra virgolette, indescrivibile, perché anche le lacrime erano come quest'acqua che scendeva senza. Infatti ho dovuto stringere il mio pupazzo tanto così perché mi dava quel senso di sicurezza, perché a un certo punto non sapevo più se stavo in piedi o si scendeva a terra. Volevo raccontare anche il fatto successo con Viviana, la figlia di Bertilla che ha chiamato prima, che ha detto è successo un miracolo e tu eri qua in trasmissione. Praticamente noi ci siamo conosciute là e il mondo è piccolo, perché nel libro ho citato di una signora che ho trasportato a Lourdes in carrozzina e l'ho trovata lì, che anche lei faceva parte della mostra, Reginetta. E poi questa mamma che è venuta lì con la figlia, e io mi sono avvicinata, la figlia mi ha dato un bacio, ho visto la mamma fare un passo indietro, ha iniziato a piangere, io non capivo, lei ha detto è un miracolo perché Viviana non si avvicina mai alle persone. Poi alla fine voleva pagarmi per portarmi a casa con lei e questo, altre emozioni. Abbiamo Giulia da Padova in linea, vai Giulia. Buongiorno, ciao Chiara, ciao Mirella. Ciao Giulia. Buongiorno, Chiara, sei fantastica, io credo che il tuo libro sia qualcosa di molto importante e mi è piaciuto tantissimo. Grazie Giulia. Sei stata veramente bravissima Chiara. E anche quello che hai detto alla mostra mi ha toccata molto, perché credo che ci voglia una grande forza e un grande coraggio per parlare come hai fatto tu. Grazie Giulia. Ti abbraccio fortissimo. Ma anche Chiara. tu sei tanto forte, quando hai raccontato di tuo figlio mi hai fatto venire di pene d'oca, questa è emozione. Amore. Però mi hai dato uno spunto, anch'io la prossima volta scrivo al comune che mi organizzi il compleanno, che tra l'altro però voglio dire che dopo aver scritto questo libro, che non ho mai avuto una festa di compleanno, quest'anno mi hanno organizzato una festa di sorpresa in oratorio.
Hai visto? È stato bellissimo. Senti Giulia, parlavamo di trasporti, l'importanza dei trasporti con Criveler, che ha questa associazione importantissima. Tu hai il problema proprio dei trasporti con le tue due creature, sia Raya sia Rayen che anche tua figlia. Ecco, cosa vorresti dire? Ecco, vivi un comune molto grande, molto importante. Sì, sarebbe bello che i mezzi fossero più regolamentati, nel senso che se c'è un posto dedicato alle persone fragili, no, che ogni volta bisogna che fai alzare chi si siede senza diritto su quel posto e sbuffano anche. Se quel posto è riservato, è riservato. A parte i mezzi pubblici, ma anche quando hai bisogno di spostarsi, tipo per venire a queste riunioni che facciamo, alle mostre, tu devi sempre avere qualcuno che ti accompagna. Sì, perché comunque la mia figlia grande ha 11 anni, non è grande, è una ragazzina, e Rayen ha tutte le difficoltà collegate alla sua diagnosi, quindi da sola diventa anche complicato riuscire a organizzare gli spostamenti lunghi come Padova, Treviso per esempio, come è stato sabato. Non è semplice. Grazie Giulia, sentiamo anche grazie, un grande abbraccio Giulia, devo correre perché sono quasi in chiusura. Allora Criveler, questa è la dimostrazione che bisogna veramente iniziare a girare ed avere dei punti di riferimento importanti. Assolutamente sì. Perché sennò non ne veniamo fuori. Assolutamente sì, quindi quello che possiamo fare noi è di continuare sulla strada che stiamo percorrendo, cercando sempre di migliorarsi, cercando di rispondere sempre più ai bisogni, soprattutto delle situazioni dove i bisogni sono particolarmente importanti, e cercare di fare e continuare a crescere, perché vediamo che abbiamo richieste sempre più. Allora andiamo a vedere anche questa foto che proprio parla di quello che stiamo parlando adesso, al passo coi tempi, siamo nel 2026, i tempi sono cambiati, devo vedere la foto, forse bisognerà adeguarsi anche a questi tempi e alle priorità che dobbiamo dare a questi tempi. Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto da poco in collaborazione con InnoLab, che è una struttura che propone questo tipo di iniziativa, perché abbiamo voluto dare informazione al discorso che facevamo prima, cioè per informare le persone rispetto all'uso dello smartphone, piuttosto per esempio si parla di CIE, di carta d'identità elettronica, e si parla di SPID, capire di cosa stiamo parlando, cosa serve, chiaramente sono stati 3 incontri, quindi non è che abbiamo potuto esaurire il tema, ma abbiamo cercato di dare informazioni utili e anche su quel mondo che si chiama internet, in cui ovviamente su un incontro di 2 ore non è che si può dire molto, ma quantomeno cercare di dare alcune chiavi di lettura perché le persone possano essere più consapevoli, perché che ci piace o no, con questo mondo i conti li facciamo tutti, non c'è più nessuno escluso. Questa Abbiamo Adriano da Campalto, vai Adriano. Intanto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Soprattutto alla Sara. No, volevo dirti una cosa che è molto importante che sappi, perché io nel sociale ho lavorato moltissimo e ti posso dire una cosa, sta cambiando, purtroppo non è più come una volta. Tu quando vedi che dentro ci sono delle cose un po' particolari e le vedi e le senti, perché dopo la gente parla, ma come hai detto tu, il sociale dovrebbe essere gratuito e invece non è così, perché sta cambiando la cultura. E che sono io per farlo? Sono stupido. Lui prende i soldi, l'altro prende i soldi, magari anche formalità, 5 euro o 10 euro, certe associazioni le fanno, ok? E quindi in sostanza i giovani di oggi ti dicono: scusa, io non lavoro gratis, mi dispiace, magari per pro forma, ma mi devi dare 5 euro. Ti faccio quel gesto, faccio il barista, ti vado a pulire i bagni, ok, me li paghi. E infatti più di qualche giovane, quando io ero più giovane e lavoravo nel sociale, mi dicevano: ma lavori gratis? E più di qualcuno sì, dico, perché sto aiutando delle persone. Ma non è così, Mirella. Il mondo sta cambiando e sta cambiando la cultura dei giovani, perché i giovani vogliono solo che soldi
e basta, non esiste il sociale realmente come cultura. Noi lo avevamo, ma adesso la nuova generazione sta sparendo, ecco. Va bene, vi saluto, grazie. Grazie Adriano. Vuoi dire qualcosa, Chiara? Adriano? No, volevo dire che ha ragione però sul fatto di dire che il mondo sta cambiando, nel senso che probabilmente i tempi, la tecnologia, i tempi in cui le famiglie sono sempre di corsa non consentono di fermarsi, ma soprattutto di avere i valori che a 20 anni fa ci venivano trasmessi. Io ho anche pensato una cosa quando sono andata a questa mostra. Pensavo a queste persone, si sono fermate 2 persone pensionate a vedere questi volti e mi hanno detto, dietro questo scatto, che non è solo uno scatto, sto vedendo l'animo di queste persone. Poi ho guardato un'occhiata a Facebook, ho tanto condiviso queste foto e ovviamente i like sono sempre pochi. Se io condivido una foto di un tramonto, di un mare, una villeggiatura, allora lì si spopola di like, perché le persone non riescono più a vedere l'essenziale. E la malattia, la solitudine sono cose che fanno paura e tu vieni anche allontanato per questo, perché non hanno bisogno che gli butti addosso il tuo star male, per quanto positivi noi siamo. Ho scritto un libro, Sorrido a me stessa, però talvolta la solitudine, ragazzi, Diciamo anche dove si può prendere questo libro. Questo libro si può comprare su Amazon, su IBS, lo trovate alla libreria Feltrinelli e spero che accorrerete numerosi alle varie mostre itineranti che faremo, dove ci sarò io. Che ci sarà la presentazione del libro. Criveler, come chiudiamo? Chiudiamo dicendo che andiamo avanti, continuiamo il nostro percorso, cerchiamo di migliorarci, cerchiamo di essere sempre più attenti alle persone, perché l'attenzione alle persone, e essere positivi, perché parlava anche dei giovani, eccetera. Purtroppo ci sono situazioni di giovani che sono ovviamente si esprimono nel peggiore dei modi, ma ci sono anche dei giovani che sono straordinari e credo che ci siano sempre stati anche in passato. Oggi però la comunicazione ci pone in un decimo di secondo davanti a tutto ciò che succede. Un tempo questo non avveniva, quindi magari avevamo meno la percezione di quello che poteva essere la realtà. Oggi l'abbiamo davanti ogni istante, perché basta aprire sto affare qua, vediamo tutto quello che sta succedendo nel mondo. Ci sono ragazzi che purtroppo si perdono, nel senso che si lasciano andare a questi, ma abbiamo degli esempi assolutamente meravigliosi. La telefonata di Io Adriano. darei assolutamente un messaggio da questo punto di vista positivo. Sì, però Adriano ha detto una cosa importante: i giovani vogliono essere pagati, ma non è mica colpa dei giovani, Adriano. Non ti rendi conto forse che iniziano a 8-9 anni ad avere la paghetta se fanno qualcosa? Cosa sei sta paghetta? Lo fai e basta. Se c'è da fare un lavoro lo fai, se devo prenderti qualcosa decido io se prenderlo o no, ma loro vengono su con la paghetta, hai capito? Io faccio un lavoro e tu mi paghi mammino, papino, e così dopo loro qualsiasi cosa che vogliono fare ti dicono ma sì, ma io vorrei anche essere pagato. Capisci che c'è sempre un seme dove parte, ecco, questa poca voglia di fare gratis. Cos'è la paghetta a 8, 9, 10 anni? Ma stiamo scherzando, tu fai quello che devi fare, altro che paghetta. Ed è tutto niente. Sbagliato, cioè questi ragazzini poi, se uno ha tanti soldi, io guardate che lo so, lo dico, vedete cosa danno in tasca certi ragazzini di soldi? Ma dai, ma non esiste, ma per cortesia, ma cerchiamo anche di capire che genitori hanno anche questi ragazzini che pur di non spiegare il no, e vai, i soldi a 11 anni, 10 anni hanno ste carte importanti di soldi in tasca, ma non ne posso più. Poi dicono ma sono ubriachi, se con cosa che vanno a bere, con cosa prendono le sigarette, il nostro genitore non lo sa, chissà da fumo da qua lontano 1 chilometro da alcol. Ma detto questo io ringrazio veramente i miei ospiti, Marcello Criveler, coordinatore CUPLA. Cosa vuol dire? Spieghiamo. Coordinamento dei pensionati lavoro autonomo.
Avete capito che ringraziamo anche la nostra Chiara Ircetti, questa scrittrice meravigliosa, questa guerriera senza tempo, perché lei non ha tempo, ha solo voglia di fare e perciò deve correre, ma a lei piace correre, perché sono convinta che più corre più meno pensa di avere qualcosa. Io l'ho vista sabato, era strafelice, è andato tutto bene e si erano ore che è anche stamattina. È anche stamattina, perciò vedete si sono impegnate, forse si può superare che qualcosa come malattia e come patologia. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. E siamo con Vigilio Biscaro, segretario generale SPI CGIL Treviso, per capire anche cosa sta succedendo. Ecco, queste guerre che stanno allarmando il mondo, siamo tutti molto preoccupati. Non c'è niente da fare, però mi soffermo anche sulle parole di Cacciari, che ha detto, e di sicuro Cacciari non è di destra, neanche di centrodestra o estrema destra, non so, sentiremo Vigilio, che ha detto lasciate in pace la Meloni perché è l'unica che si dà da fare, sta cercando di portare a casa qualcosa, quello che non fanno gli altri. Il problema è che all'opposizione è facile anche criticare, quando governi diventa un bel problema per tutti, penso che l'abbiano provato un po' tutti i partiti, cosa vuol dire fare opposizione e cosa vuol dire governare un paese veramente con una fragilità unica. Ci hanno svenduto, abbiamo ormai poche risorse, una volta facevamo tutto, non comperavamo niente da nessuna parte, eppure eravamo molti di più di adesso, non avevamo i mezzi che ci sono adesso e adesso non riusciamo più a fare niente perché dobbiamo comprare tutto. Vigilio, cos'è successo? Specialmente per i diversamente giovani, come li chiamo io, con queste pensioni da fame, che non ce la fanno neppure a curarsi, a girare, a fare qualcosa. Prego, Biscaro. Allora, io, al di là della premessa, ti ringrazio, Mirella, che hai fatto su Cacciari. Io, parlando più di noi, parlando più delle nostre questioni interne, perché se dovessi anch'io dire la mia, credo che tutti gli italiani sono d'accordo che la guerra non va fatta, perciò assolutamente d'accordo. Il problema è che come noi reagiamo agli effetti di queste guerre che ci sono e qui vedo una mancanza quasi completa di una visione politica che guarda al dopodomani, perché con quello che sta succedendo allo stretto di Hormuz, l'Europa non risponde con una voce sola e invece vanno nei vari paesi arabi, ogni Stato va in ogni paese arabo per vedere di trovare una soluzione per sé. Noi non siamo più in questa situazione, volenti o nolenti, noi siamo in una situazione europea, cioè quei 27 stati, è chiaro che tra i 27 stati ci sono quelli più avanti e quelli meno avanti, quelli che contano di più e quelli che contano di meno, però questi devono rispondere nello stesso modo. Se ci fosse andato solo un ministro dell'Europa avrebbe trattato, perché risultati non ne abbiamo avuti da nessuna nazione, avrebbe trattato in modo diverso. Però questo... e non mi nascondo rispetto alla tua domanda, questo non risolve tutti i problemi che abbiamo noi. Noi in Italia abbiamo dei grossi problemi di invecchiamento della popolazione, abbiamo di contro un altro grosso problema che non riusciamo a stanare ed è la denatalità. Noi ormai siamo in presenza di famiglie con 2 persone o forse anche meno. Il tasso di natalità, ecco, delle donne è sceso e perciò noi abbiamo un equilibrio che fra 20-30 anni ci troverà con più anziani, meno forza lavoro. Questo è il problema. Meno forza lavoro, e cioè meno attivi dai 14 ai 65 anni, che possono sostenere le spese previdenziali del nostro sistema previdenziale. Perché il gioco ormai è arrivato alla fine. Se noi non abbiamo i contributi sufficienti per pagare ogni mese le pensioni correnti, la mia,
la tua, le pensioni, ecco, noi andremo in difficoltà, non ci andiamo oggi, va bene, ma se fra 10 anni continua questo trend qui, chi paga le pensioni? Perciò un ragionamento serio va fatto su questo, come va fatto sull'altro aspetto che per quanto riguarda noi anziani, e chiedo scusa se diciamo noi anziani, ma è così, io ormai ho 74 anni a giugno, noi anziani, è il problema della sanità. Se noi non riusciamo a investire nella sanità, perché poi alla fine si dice che è un costo, ma in realtà non è un costo, è un investimento che tu fai per la società che si ammalerebbe meno se ci fosse la prevenzione, se ci fossero le case di comunità, se ci fossero gli ospedali di comunità, se ci fosse, per esempio, un intervento annuo. E qui, guarda, io molto tranquillamente faccio il sindacalista da pensionato, non sto a verificare chi ha fatto meglio, chi ha fatto meno. Vedo che ogni anno l'asticella dell'investimento sulla sanità pubblica si abbassa. Allora, se si abbassa, è chiaro che dopo una persona non ha la possibilità di curarsi, rimane ammalata, si cronicizza, va in casa di riposo, rimane a casa quelli che hanno la fortuna di avere una famiglia che li può accudire, e queste persone diventano, scusami e scusatemi telespettatori, diventano un peso. E invece non sono un peso se noi riuscissimo invece con la prevenzione a farli stare meglio. Perché abbiamo una società che invecchia, abbiamo un'aspettativa di vita alta, ma che vita è se io sono costretto a rimanere o dentro in casa di riposo oppure in casa... Se riesco a entrare? Se riesco a entrare, lasciamo perdere dopo va bene, le rette e via, no, lasciamo perdere. Ma se non riesco, cosa faccio? Biscaro, ecco. Bisogna anche dire che l'economia, la grande finanza, è in mano a 10 persone. Questi hanno tanti di quei soldi che voi non potete neppure immaginare. Non potete neppure immaginare. Allora io ho visto un servizio in India dove c'è questa casta che si chiamano i Sikh, sì, dove queste persone che stanno molto bene, che stanno bene, danno un contributo per aiutare quelli che sono in difficoltà. Perciò versano dai loro stipendi una quota per aiutare quelle persone che non hanno da mangiare, non hanno da vestire, non hanno certi servizi. Non è che forse possiamo copiare e vedere se riusciamo finalmente a far pagare chi ha tanti soldi qualcosa per aiutare, finisco poi ti do la parola, per aiutare queste persone in difficoltà. Perché noi non riusciamo a far pagare chi ha tanti soldi. Noi abbiamo delle persone che se tutti pagassero le tasse come le pagano i pensionati, gli operai, pubblico impiego, riusciremo a fare 3 finanziarie, no una, 3. Però mi sembra che tutti quanti passano il cerino, però nessun partito, e sì che avevo passato 77 governi, no uno, abbia deciso di far pagare qualcosa, dico qualcosa, perché stanno bene anche i Sikh, anche se pagano questo, e penso anche quelli che potremmo far pagare noi, a quelli veramente che hanno bisogno e non ce la fanno. Come mai non riusciamo a pagare far pagare questa classe privilegiata? Eppure io ho sentito degli imprenditori che vivono all'estero che hanno detto ma noi saremo anche in grado di pagare, anzi avremo piacere di pagare, ma non ce lo lasciano fare. Qualcuno ha detto dove hai letto questa cosa, ma l'ho letta, c'era anche il nome e il cognome di questa imprenditrice italiana, anche veneta mi sembra, che ha detto questo. Prego Vigilio Biscaro. Mi hai tolto le parole di bocca. Non solo in India, ma anche negli Stati Uniti d'America c'è un'associazione imprenditoriale, proprio i grandi ricchi, che dice se il governo ci tassasse un po', noi non avremmo nessun tipo di problema, ed è vero questo. Però quando la CGIL, e non è 2025-2026, sono 10 anni che diciamo queste cose qua,
cioè che le proponiamo, e qui bisogna stare molto attenti. Quando la chiamavamo patrimoniale, apriti cielo, tutti contro, perché come la patrimoniale? L'immobile è mio, la ricchezza è mia e non si fa nulla. Beh, io faccio un semplice calcolo. Se noi tassassimo con un contributo, chiamiamolo così, un contributo di solidarietà dell'1,3%. Sì, no, di chissà che dell'1%, no? Ecco, quei 500.000 italiani che hanno una ricchezza sopra i 2 milioni, dichiarano di avere una ricchezza sopra i 2 milioni di euro, avremo dai 20 ai 23 miliardi all'anno a disposizione di qualsiasi governo, perché so che poi noi dopo discutiamo sempre di politica, che non va bene, perché quando discutiamo così ci dimentichiamo qual è il nostro scopo. Il nostro scopo è avere la possibilità di qualsiasi governo di poter disporre di entrate sufficienti per fare quello che dice il sindacato per gli anziani, quello che dice il sindacato per la scuola, quello che dicono gli imprenditori. Ma non mi pare che, lasciamelo dire, non mi pare che Giorgetti abbia tassato gli extra profitti delle grandi aziende energetiche. È stato fatto solo un giro. Mi presti i soldi e poi te li restituisco. Non penso che questi 500.000 italiani facciano una rivoluzione, no, al contrario, se si chiedesse loro questo contributo. Allora, delle due l'una, chissà quante volte ce lo siamo detti in questi anni, Mirella, come fa un paese con un debito così grande, che ha 3.000 miliardi, più di 3.000 miliardi, poter convivere con una evasione fiscale che nel 2024, se la mia memoria non erra, non falla, come si dice, siamo tornati ad avere 100 miliardi di evasione fiscale. Eravamo arrivati a 89, 90, ecco, e aumenta. Allora io mi domando, i governi, qualsiasi governo, questo governo che è in carica, la smetta di trattare in modo diverso le persone? Perché, lo dicevi tu anche prima, noi paghiamo alla fonte, c'è una fascia di popolazione che dichiara la ricchezza, cioè che dichiara il suo fatturato. Parliamo bene, dichiara la sua ricchezza. Io ho 80, 90, 100.000 euro di ricchezza all'anno. Con la mia pensione non posso fare queste cose qua. È quella che mi dà l'INPS, così come la retribuzione dei dipendenti. E allora, perché non tratti allo stesso modo chi ha la retribuzione mensile o la pensione mensile con quelli invece che vengono trattati dal fisco col 15% di tassazione IRPEF rispetto alla mia che è del 34 oppure del 43 se uno ha una pensione più alta di 50.000 euro all'anno? Ci capiamo? Perché trattiamo in modo diverso queste fasce di popolazione? Facciamo in modo che io non dico che l'evasione si possa assolutamente annullare di punto in bianco, ma facciamo in modo che i lavori grigi o i lavori neri facciano fatica a convivere con il lavoro invece quello in bianco. Perché l'altro giorno io ho visto, e questa è una critica che faccio al governo attuale, Meloni è riuscita col decreto che vorrà fare, spero che lo modifichi, il 1° maggio, come l'ha fatto l'anno scorso, sulla questione dei contratti pirata, sulla questione della, come posso dire, contrattazione collettiva che non viene fatta dai sindacati maggiormente rappresentativi. Perciò, se io metto insieme queste cose qui, dico, caro governo, ognuno fa la sua politica, ci mancherebbe altro, ma se tu hai queste entrate fisse certe dal lavoro dipendente, devi fare in modo che la base che paga le tasse aumenti, non diminuisca, perché se no, se tu abitui le persone a fare i condoni, se tu abitui le persone ad avere solo dei bonus, fanno anche carte false per avere dei bonus. Invece regole certe
e tutti le, come posso dire, le praticano. Se io non riesco ad avere una situazione tranquilla su questo, ecco che ci sono interventi spot sulle pensioni, interventi spot sulle retribuzioni, interventi spot sulla evasione fiscale e sull'evasione contributiva. Perché dopo, quando noi parliamo di lavori poveri, quando noi parliamo dei giovani, quando noi parliamo di lavoro precario, se io non ho una certezza, una base, sotto la quale nessuno, né CGIL, né CISL, UIL, né tutti gli altri sindacati autonomi, possono concordare con le controparti una retribuzione minima, sotto quella non vai, come succede nei paesi europei, bene, la contrattazione avrà un aiuto per poter avere una situazione migliore rispetto a quella che trovi. E invece stiamo lì sempre a barcamenarci su queste questioni. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella e Ciao. Buongiorno ai tuoi ospite. Niente, volevo chiedere al sindacalista. Allora, non sono i problemi che sono nati ieri o oggi, sono problemi retroattivi ma di anni. Quando hanno dato le pensioni, le mini pensioni, 19 anni, 6 mesi, un giorno, la pensione a gente che aveva 36, 37 anni e adesso continuano a prendere la pensione. 14 anni, 6 mesi, un giorno. 14 anni. Allora, sono queste che ci portiamo avanti e nessuno fa niente. Sono problemi retroattivi ma tanto anche. E poi anche queste pensionati che vanno all'estero. Vanno all'estero e allora la pensione la prendono qua in Italia, però loro vivono all'estero e non pagano le tasse. Anche quelle hanno fatto. Dopo le pensioni ai genitori, ai parenti di extracomunitari che erano qua loro da 10 anni, hanno chiamato i genitori e hanno diritto alla pensione e la stanno ancora pagando a queste persone e non vivono qua in Italia, vivono all'estero. Allora accumuliamo tutti questi, vediamo, facciamo una bella rettata, diciamo, a vedere chi percepisce e chi vive qua in Italia. Allora forse riusciremo a fare qualcosa. E dopo questa intelligenza, come si dice? Artificiale. Qui ho sentito l'altro giorno che porterà tante disoccupazioni perché licenziano le persone, fanno con l'artificiale. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, prego Vigilio Biscaro. Allora, signora Nadia, a me dispiace ma sono abituato a dire le cose come stanno. Non le abbiamo fatte noi le pensioni a 19 anni, 6 mesi e un giorno. Le ha fatte il governo Fanfani. E io non posso dire che il sindacato confederale che rappresento è causa di queste situazioni. Il sindacato che rappresento da tantissimi anni fa proposte quasi ogni anno, ma diciamo ogni 3-4 anni, unitariamente, a volte anche non unitariamente, su una questione che è, come posso dire, importantissima per il nostro futuro. E mi spiego bene, signora Nadia, le pensioni in Italia sono come posso dire, un ritorno di contributi che sia l'azienda e sia i lavoratori dipendenti pagano mensilmente. Sa quanti in percentuale, e ricordo bene, i contributi e
l'aiuto al prodotto interno lordo che fanno gli immigrati, io so che magari su queste cose qui non siamo tutti d'accordo. Bene, gli immigrati, gli stranieri che lavorano da noi contribuiscono per il 10% alla produzione della ricchezza italiana, il cosiddetto PIL, prodotto interno lordo, sul quale dopo si stabilisce quanto pago di sanità, quanto pago di pensioni, eccetera, eccetera. Bene, allora noi dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà è questa: se non abbiamo delle persone che entrano in Italia regolarmente, pagano le loro tasse, pagano i contributi, non, come posso dire, delinquono, anche gli italiani delinquono. Bene, ma se noi non abbiamo tante persone che entrano come sono entrate, purtroppo troppo poco, in Italia, il rischio è altro che queste discussioni: quanto aumento avrò di pensione nel 2027, quando andrò in pensione. Non ci saranno le risorse per pagare quelle che noi adesso abbiamo e perciò ci saranno degli ulteriori tagli. Allora per me è facile dire che certe forze politiche per prendere voti, e li hanno presi, perché adesso sono al governo, ci avevano garantito, se vado al governo, 41 anni di lavoro per tutti e così dopo entrano forze giovani. Quello non è accaduto, ormai noi abbiamo 42 anni e quasi 43 anni di lavoro per andare in pensione. Ci avevano detto che avrebbero abolito la Fornero, no? Sulla quale abbiamo fatto purtroppo noi solo, come CGIL, degli scioperi. Bene, perché era una cosa sbagliata, ma se io tiro le somme, vedo che la questione previdenziale, se tu la tiri via da come noi produciamo e quanta ricchezza produciamo in Italia ogni anno, diventa un peso o rischia di diventare un peso. Noi questo peso lo stiamo facendo pagare alle prossime generazioni, alle future generazioni. E perché noi chiediamo, e lo dico proprio così apertis verbis, come direbbero i latini, unitariamente saranno 7-8 anni, due piattaforme unitarie che diciamo ai governi. Sentite, se noi non riusciamo, con tutto quello che è avvenuto in riforme su come si calcola la pensione, lasciamo perdere, si calcola sempre in modo sbagliato, in modo peggiorativo rispetto a quello che avevamo prima. Bene, se noi non riusciamo a dare una pensione di garanzia, Mirella, pensione di garanzia, alle nuove generazioni che fanno lavori precari, che a volte non lavorano per un mese o per 2 mesi, che fanno lavori poveri, questi saranno quelli che poi dovranno essere assistiti dallo Stato. Però, e questi hanno creato ricchezza. Però Vigilio Biscaro, diciamo anche la verità. Perché non c'è trasparenza, ma veramente trasparenza, sulle entrate e sulle uscite di questo Paese? Come fai tu a leggere certi bilanci? Io sono convinta che chiunque paga le tasse, da quello di 20 anni a quello di 90, come io ricevo le telefonate, abbia diritto di sapere i soldi dove vanno a finire, perché paga. Cosa sai tu? Cosa sai? Noi abbiamo ministri che decidono di fare quello che vogliono, abbiamo partecipate 1 milione di euro all'anno di stipendio, più la buona uscita, e mi sembra che su queste partecipate siano dentro un po' tutti. Non è che ci sia solo la destra che divide la torta. Noi non sappiamo niente, né chi sono, né cosa fanno, né perché sono nate. Ma non solo. E tutti quei carrozzoni che abbiamo in Italia che non servono a niente. Solo mangiare soldi, soldi, soldi. Per non parlare delle opere incompiute, ma per farle hanno ricevuto soldi, nessuno ne parla. Allora noi abbiamo una popolazione che paga e non può dire assolutamente perché viene automaticamente prelevato i soldi. Sì. E c'è un'altra realtà che fa quello che vuole. Ma la politica tutta
tutta, l'hai detto anche tu. La Fornero siamo stati gli unici a dire che non andava bene, ma si chiama Fornero, ma mi sembra che hanno firmato in tanti quella legge Fornero, e non era di sicuro di destra, era un governo tecnico. Anche partiti che adesso sono al governo. Esatto, calma. Allora, tutti, ho detto tutti. Allora capisci che questo cittadino che è con le spalle al muro, dove si difende, vado dal sindacato, ma il sindacato arriva fino là, tanto non è ascoltato neppure lui. Vediamo la situazione, lo dite voi, tante proposte, parlo di tutto il sindacato, quasi tutto in generale, ma poi veramente, concretamente non si riesce ad andare avanti. Abbiamo un paese fragilissimo, in ginocchio, però dove vogliono i soldi li trovano. Le Olimpiadi sono state una testimonianza, mi sembra, sarà anche una piccola parte, ma è una testimonianza molto importante, molto forte. Stiamo parlando di infrastrutture. Chi decide di fare quelle infrastrutture? Chi è che ha deciso che sono necessari? Mentre il paese in una fragilità, avete visto cosa sta succedendo con le frane? Ecco, se piove, tutto cade, ponti, strade. Eppure la priorità in politica è riuscire ad avere quello che fa bene a me, quello che io riuscirò a fare. Abbiamo politici che andavano con le pezze nel sedere, sono diventati tutti dei ricchi proprietari. Poi sono in politica, mi sembra, è giusto anche dirle queste cose qua, perché i ragazzi che vedono queste cose, cioè non sono tutti dei mentecati, sanno fare 1 più 1 e dicono, quelli che riescono a fare. E io cosa sto a fare su questo paese? Non vengo ascoltato, non vengo retribuito, eppure un titolo di studio valido. Ecco, le mandiamo all'estero, ma all'estero se li tengono stretti perché sono anche bravi, perché li prepariamo anche molto bene, abbiamo delle università eccezionali, però la politica continua a guardare da un'altra parte, guardare l'interesse. E poi abbiamo le guerre, dici tu, è vero? Però abbiamo anche dei folli che al mattino si alzano e dicono adesso vado a invadere quel territorio, quel paese perché mi interessa. E allora come facciamo? Come ci salviamo? Qui non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo anche questi folli nel mondo che all'improvviso dicono no, adesso decido di fare la guerra, tanto le armi le ho pagate anche dalle popolazioni, magari anche che muoiono di fame, e adesso io invado il territorio. E se tu non sei preparato, per esempio l'Europa, perché l'Europa non fa un esercito unico, un unico esercito che ci difenda? Ma dov'è l'Europa? Cosa fa l'Europa? Cosa stanno facendo che non riusciamo a capire in un momento del genere come si sta muovendo l'Europa? Che basta che uno dica no, e cade tutto il palco. Cioè, ma chi è che ha fatto queste leggi? L'italiano che dice politica italiana, ma è l'Europa. Ma in Europa ci siamo anche noi che firmiamo, cioè non è che non ci siamo. Capisci che la gente a casa è frastornata, non capisce più niente, è nella confusione più totale, non riesce più a capire, sa solo dire non ce la faccio più. Avete sentito il sindaco di San Biagio ieri, ha detto ho sempre più poveri che bussano alla porta del comune e non sono barboni, sono famiglie che non ce la fanno più e noi stiamo guardando la luna, stiamo guardando che la luna da una parte è buia e non sappiamo, dobbiamo andare a scoprire il buio della luna. È questo il buio della luna, ce l'abbiamo anche qua, Vigilio, e nessuno ci dà risposte. Posso dire che dal punto di vista sociologico sono d'accordo con te. Dal punto di vista politico dobbiamo fare dei distingui, sai? Perché se è pur vero, ed è vero, che ci sono dei pazzi nel mondo che stanno creando e hanno già creato quelle situazioni che sappiamo, ma non è questo che volevo dire. Volevo rispondere in un modo diverso rispetto a quell'affermazione che hai fatto tu, che noi dobbiamo fare una cosa rispetto alle situazioni dei giovani, rispetto alla situazione dell'economia, rispetto alle situazioni, diciamo, politiche più in generale. Sull'Europa magari dirò dopo. Sui giovani, a me ha fatto piacere che tu abbia richiamato i giovani, ma i giovani perché vanno via dall'Europa sul serio, dall'Italia, chiedo scusa, dall'Italia sul serio? Perché qui non trovano posto. Perché non trovano posto? Perché gente come me, come te, scusami se non lasciano la sedia.
Allora, dal punto di vista del sistema economico produttivo, allora non possiamo avere delle aziende governate da ottantenni. Dobbiamo dare in mano l'economia, ma anche la politica, io dico, e dopo ti dico il perché, secondo me, anche la politica, ai trentenni, ai 35enni, perché sono quelli che hanno risposto rispetto all'intervento legislativo che la Meloni ha fatto sulla Costituzione, anzi sulla magistratura, hanno risposto più del 60%, là non si tocca, non noi, non io, non parlo, sei giovane, sì, no, ecco, non io, questi giovani mi hanno dato l'idea che bisogna andare da quella parte lì, perché altrimenti le altre nazioni, quelle che emergono e sono già emerse, a un certo punto verranno in Europa e diranno: a te da una cosa, a te da una cosa, a te da una cosa, ma mi prendo questo, mi prendo questo, mi prendo questo. Io esco, ho fatto un viaggio bellissimo, guarda, ti dico che se puoi va in Uzbekistan, che sembra chissà dove, l'Asia centrale, lì, oltre ad avere la popolazione che ha la media di età di 28 anni, no? Lì la guida ci ha spiegato tranquillamente come funziona l'economia a livello mondiale. Avevano bisogno di risorse, perché sono usciti dopo la morte dell'Unione Sovietica, bene, dopo aver fatto un po' di guerra civile, perché noi non ci facciamo mai mancare nulla, i cinesi sono andati lì, hanno dato risorse, però cosa hanno detto? Le miniere d'oro sono mie, le gestisco io. La Turchia ti do degli aiuti, però il gas naturale, il petrolio lo gestisco io. Ecco, questa è la situazione sulla quale noi dobbiamo per forza ragionare. E rispetto alla guerra e rispetto all'Europa che non parla con una voce sola, hai ragione da vendere, ma perché noi dobbiamo pagare il 5% del prodotto interno lordo in riarmo e siamo 27 paesi che, se mettessimo insieme un unico esercito europeo comandato da un unico ministro della difesa, spenderemmo la metà, se non meno della metà, e saremmo più efficienti? Perché io credo che poi alla fine, parlando politicamente, noi siamo molto ossequiosi per quelli che abitano al di là dell'Atlantico, ma loro una volta sì, una volta no, come posso dire, ci dileggiano sulle cose che vogliono fare. Dicono che la NATO non è più una cosa degli Stati Uniti, ma è una cosa europea. Allora io mi domando, e perché gli Stati europei non dicono: benissimo, la gestiamo noi la NATO? E non vengo più a comprare armi da te, perché questa è la questione. Io sto dicendo delle cose... Sì, anche perché noi fabbrichiamo le armi. Ecco, va bene. Bene, allora, se noi vogliamo far sì che il mondo cambi rispetto a quello che abbiamo vissuto noi, che ho vissuto io sono convintissimo, e le prove le abbiamo, che se diamo in mano l'economia e anche la politica ai giovani, bene, perché i giovani rispetto, e ho finito sta roba qua, ma volevo dirlo, rispetto al ponte de Messina, i giovani dicono: cosa serve? Lo diceva anche Salvini quando era all'opposizione, che non serve a nulla, perché prima bisogna fare le strade, no? Autostrade, le ferrovie, strade, prima bisogna raddoppiare la ferrovia, perché uno da Catania a Palermo ci impiega 4 ore e mezza, una roba del genere. Ma di che cosa vogliamo parlare se non rispondiamo a questo? Eppure abbiamo un paese, Vigilio Biscaro, dove anche i porti, una volta questi porti meravigliosi che avevamo, potrebbero ritornare a funzionare, visto la scienza, la ricerca e la tecnologia che abbiamo. Eppure si continua a investire sulla gomma. Io penso che veramente il tram di gomma sopra la strada, anche no? Cioè, il tram dovrebbe essere sottoterra e non su gomma. Eppure si continua a investire su cose che sono già sorpassate. Brava. Stiamo parlando di elettrico e continuiamo a parlare di terza, quarta corsia, di investimenti assurdi. Allora io mi domando, forse non abbiamo più una competenza politica, ecco, non abbiamo i grandi statisti di una volta. Una volta, per carità, io non dico che non fossero furbi, però almeno ti lasciavano almeno qualcosa nell'osso. Adesso non ti lasciano neanche più le ossa, si portano via tutto. Capiamo che abbiamo bisogno di competenze, ne abbiamo tante in Italia. Io sono dell'idea che
abbiamo tutto, abbiamo i migliori scienziati, i migliori ricercatori. Certo che sono da un'altra parte, cosa stanno a fare qua? Qual è il problema? Il problema è far tornare queste menti eccesse, far ritornare a dare voce all'artigiano, a questa creatività, all'operaio che tiene in piedi le fabbriche, è lui che tiene in piedi le fabbriche, ma paghiamo i CEO che magari fanno fallire anche la fabbrica. E se troviamo un imprenditore, cito al caso del vecchio, ecco, lo eliminiamo, ecco, questo imprenditore che investiva nell'azienda perché era la famiglia, erano i suoi figli, i profitti li divideva con loro, voleva fare un ospedale per aiutare le persone che arrivavano a curarsi qui e non gliel'hanno fatto fare, nessuno è andato al suo funerale. Capisce che siamo con le spalle al muro perché non abbiamo forza, ci hanno tolto le preferenze, al voto il sì è diventato no, il no è diventato sì al referendum, hanno mischiato le carte in una maniera tale. Io penso a questi diversamente giovani veramente che sono ancora bravi a essere presenti e a far sentire la loro voce. Prego Vigilio. Guarda, detta in modo molto sintetico, ma il tuo ragionamento mi convince ancora di più che a noi manca proprio una visione di futuro. Manca una visione di un paese, di una Europa che parli con cognizione di causa, ci mancherebbe altro, ma parli trattando le altre nazioni, e mi riferisco all'Oriente, come noi trattiamo adesso da pari a pari. Perché non è detto che il pianeta debba essere sfruttato come è stato sfruttato finora per sempre. Non è detto che il sistema che noi abbiamo alimentato, che abbiamo fatto crescere, eccetera, sia il miglior sistema per il futuro. E guardando i figli, perché anch'io ho figli come tutti, non ho nipoti purtroppo, Mirella ancora, i figli, questi sono molto più sensibili a queste problematiche che al vil denaro, come una volta si diceva. Loro preferiscono avere un ambiente più sano e magari meno macchine e magari meno televisione. Vogliono lavorare ma vogliono anche vivere. Brava. Ecco, e allora se noi non abbiamo questa visione, tu ti barcameni sulle solite questioni. E allora il prodotto interno lordo bisogna farlo crescere, e allora il debito deve diminuire, e allora il deficit non puoi andare sopra il 3%, e allora. Basta. Cioè, sia anche la Germania è andata in crisi, no? Certo. Ecco, che allora, sembrava il nostro superpotenza. Ecco, bene, se è così, ed è così, perché i 3-4 paesi europei più forti, a cominciare dalla Spagna, che è l'unica che ha risposto picche a Trump, non si mettono insieme e dicono benissimo, adesso facciamo questa operazione qua rispetto al gas, rispetto al petrolio, e perché non lo fanno? Perché mi sembra che questa Europa sia come il mondo del volontariato, ognuna col proprio campanile. Io ho il campanile più alto, io ho questi numeri, io sono questo, tutto il resto è noia. Infatti non si mettono d'accordo. Come ho detto prima, pensate che basta che uno dica no di tutti i paesi e non si va da nessuna parte. 1, no, 10, 1. E poi soprattutto l'importanza che abbiamo dato a questa Europa. Noi, l'Europa, però i soldi che si sono portati a casa anche il nostro governo sono venuti dall'Europa e li ha presi tutti, sia quelli a fondo perduto. Ma non la volevamo, mi pare. Ecco, no? Non la volevamo, però i soldi siamo andati a prenderli tutti, anche quelli che dobbiamo tornare indietro. Allora capite che c'è qualcosa che non torna, e che io poi con i giovani vai a spasso, io darei il voto ai 17enni, è anni che lo dico. Bravo. Io darei, come gli diamo il patentino per metterli sulla strada, io darei anche il voto e forse cambierebbero anche il mondo, ma il voto fa paura di loro, per questo non glielo danno, hanno paura di questo voto, perché non sono mica così. Li avete sentiti quando io li intervisto, i studenti che vengono qui? Vi sembrano sprovveduti? Vi sembrano che non sappiano di quale vorrebbero che fosse il futuro anche del loro paese? Sono quelli che si battono, che scendono nelle piazze anche in maniera molto violenta a volte, perché non hanno altra parola, forse
forse sbagliando. Ma non sono i giovani però, che vediamo noi. Ma però, sì, ma sono quei giovani, sono quei bravi giovani che hanno voglia di dire anche basta e sono ottimisti, sono speranzosi, è quello che mi fa ben sperare, perché prima o dopo qualcuno andrà anche a casa, no, lo dico, ma prima o dopo qualcuno sta maledetta poltrona andrà anche a casa su questa, Mirella me la su tiri questa così. valle di lacrime. Ma Sant'Anché è andata a casa la Sant'Anché? No, sei ancora là. Del Mastro è andato a casa, dai. Non sei a casa adesso, no? No, dentro sua commissione esteri. Ma nessuno lo sa però. No, vabbè, basta leggere, basta leggere i giornali. Ma qualcuno non legge più i giornali. Lasciamo perdere. Hai ragione su questo ed è per questo che è importante che ci parliamo così, che le persone ascoltino anche voci diverse dalla solita televisione nazionale, eccetera. Perché? Perché se parliamo in questo modo tiriamo fuori le problematiche per quelle che sono. Cioè io non posso immaginare che in provincia di Treviso la media delle pensioni sia di 1.000 euro e devo vivere con 1.000 euro se ho anche un affitto e se ho anche da dare una mano al figlio oppure eccetera eccetera eccetera. Come si fa? Come si fa? Allora, noi... No, aspetta perché abbiamo Luciano, non so da dove, Luciano? Mirella, ciao. Luciano da Desenzano del Garda. Ciao caro Luciano. Desenzano del Garda, buongiorno all'ospite, al signore. Niente, purtroppo io ho 80 anni a ottobre, ma sono molto sfiduciato, tra parentesi, ma bisogna dire anche la verità. Gli italiani hanno fatto grandi sbagli, anche il popolo negli ultimi anni. Ieri sera ho sentito brevemente, perché ascolto poco la politica, un giovane del PD, giovanissimo, che parlava aiutami Mirella, dell'energia, no? Sì. Energia, sembra che la Meloni dovrebbe andare, dovrebbe fare, e quelli di destra non è stato capace di dire una piccola cosa, ma siete stati voi di sinistra a votare no, che avevamo 4 centrali nucleari che si davano il 30% e pagheremmo il 30% in meno la Spagna c'ha 9 centrali nucleari, la Francia 50 e tutti, insomma, e dopo l'altra rovina grandissima, il 70% dei pensionati italiani prende meno di 1.000 euro, no? E come fa? Per esempio io, 2 secondi Mirella, io prendo sui 1.200 di pensione, non dico che avrei bisogno di badante, ma sono un po' stanco adesso, no? Come faccio a pagare la badante che viene a costare 2.000 o andare a casa di riposo che costa 2.000 e 2.500? Se invece avessi la lira, io prenderei 2.400 euro, 2 milioni, no? Con 1 milione pagherei la badante e mi resterebbe da vivere. È stata una grandissima rovina. Se ieri andavi al supermercato con la lira, prendevi 10 kg di roba con 100.000 lire, domani con 50 euro ne prendevi la metà. È stata una grandissima rovina, questa è stata. Vi saluto, buongiorno. Grazie caro Luciano, un grande abbraccio, dai, continua così, vedrai che forse qualcosa cambierà, noi speriamo di essere speranzosi, io spero molto sui giovani, ve lo dico veramente, io ho molte speranze perché ce ne sono tanti di bravi che hanno voglia anche di fare, basta che qualcuno li lasci fare, anche sbagliando all'inizio, ma intanto iniziamo a fare. Prego Biscaro. Io auguro a Luciano una lunga vita, ci mancherebbe altro, e magari anche una lunga vita attiva, non così da vecchietto, insomma, come la strada che ci stiamo incamminando tutti. Bene, ma al di là di questo, non sono d'accordo con Luciano rispetto all'euro. Per fortuna che siamo arrivati a una moneta unica. Quello che non è stato fatto invece, dovevamo farlo, e qua ricominciamo la discussione, è che dall'aspetto economico,
cioè la moneta, dovevamo mettere insieme subito l'aspetto fiscale, i paesi con un sistema fiscale simile, se non uguale, un sistema parlamentare per il quale c'è un Presidente degli Stati Uniti d'Europa, ministri e c'è un governo e regole uguali per tutti. E regole uguali per tutti. E invece, lo hai detto credo 2 o 3 volte in questa trasmissione, basta che un pinco palino qualsiasi dica no, non faccio sta roba qua e tutti vai. Ecco, abbiamo Daniele da Verona, vai Daniele. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, io avrei diciamo così una domanda in senso generale da porsi un po' tutti quanti, nel senso che dove vogliamo andare? Nel senso, tutto deve essere veloce, tutto deve essere rapido, tutto c'è. Io chiedo dove vogliamo andare? Anche, non so, il guadagnare, ma al fine di cosa? Per cosa? Per chi? Quando ci siamo dimenticati che dobbiamo vivere, e quello è il nostro problema. Noi non viviamo più nel fattore di guadagnare di più, per non spendere nulla, perché se poi passi la vita a lavorare per guadagnare di più e poi non li spendi, cioè un cane si morde la coda, capisce? Quindi tutta questa velocità, mettiamo i treni che parte quell'altro, Gaia, il treno che fa 1600 km orari, cioè dove dobbiamo decollare là sulla Luna? Cioè, ma restiamo coi piedi per terra. Noi siamo umani, animali umani, e facciamo parte di questa terra. Pensiamo prima a vivere noi, perché facendo così noi non viviamo più. Grazie, saluti. Grazie caro Daniele, ti ha detto bravo anche Vigilio Biscaro, prego. Daniele, sottoscrivo tutto quello che hai detto, anche perché io ho la fortuna di avere, e così dico una cosa, di avere un piccolo orto. Allora, cosa c'è di più bello che vangare la terra, che tagliare l'erba, raccogliere le erbacce, eccetera, rispetto alla velocità che dicevi tu. Daniele, questo è il mondo, purtroppo, questo è il mondo che abbiamo. Ma io sono convinto che le piccole comunità, se riusciamo a ritrovarle nei paesi, nei quartieri, forse potremmo rallentare un po'. Anch'io sono d'accordo e faccio mio il tuo pensiero. L'elogio alla lentezza, non so come dirlo, è il nostro aspetto. Rallentare. Si dice bisogna rallentare. Brava. Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Brava. Ciao Mirella e buongiorno al dottor Biscaro, se non ho capito male il cognome. Sì? No, sono io, sì. Ecco, allora niente, io volevo al signor Biscaro che mi ascoltasse un attimo. Allora, facciamo il punto della sintesi, no? Allora, qualche mese fa, diciamo fino all'anno scorso, i costi della vita erano bassi, o perlomeno medio-alti. Adesso, con la scusa di questa guerra del Medio Oriente, naturalmente è tutto aumentato. Ecco, e se andiamo avanti così, apro una parentesi, chiuderanno anche i distributori di benzina. Io la vedo dura perché abbiamo delle scorte. Comunque tutto potrebbe essere. Allora mi domando, dottor Biscaro, allora una famiglia che se prima spendeva un po' di più e viveva adagiatamente, adesso, per sopravvivere cosa deve fare? Cioè, questo discorso con monoreddito, attenzione, una famiglia con monoreddito, quindi uno che lavora. Ecco, attendo sue risposte e grazie. Ciao Mirella, buona giornata. Ciao caro Maurizio, prego Biscaro. Per quanto riguarda Maurizio, la questione del potere d'acquisto, qui bisogna accusare chi non dà risposte, ma anche ai dipendenti e non solo agli anziani, rispetto a quel meccanismo infernale che c'è e non riusciamo a risolverlo, che è il cosiddetto drenaggio fiscale. Quando noi abbiamo un aumento delle pensioni o anche un aumento della retribuzione, ma c'è un'inflazione che mi mangia una parte dell'aumento che nominalmente mi fa dire prendo qualcosa in più, bene,
il mio ritorno in tasca è pari a zero o quasi a zero. E prima lo hai detto tra le righe, Maurizio, io su questo mi soffermo un attimo. Se non abbiamo una risposta sul drenaggio fiscale e lasciamo che le retribuzioni o le pensioni, parliamo delle pensioni, abbiano quell'aumento lì che è previsto dagli accordi che abbiamo fatto negli anni, se metti insieme l'aumento del carrello della spesa con l'aumento delle pensioni o anche delle retribuzioni, ma le retribuzioni possono avere di aumenti più alti perché hanno contratti nazionali, contratti aziendali, eccetera. Ma noi pensionati non abbiamo nulla di tutto ciò. Se non mettiamo a posto questo, cioè la differenza fra quello che a livello teorico nominalmente aumenta la pensione con il vero potere d'acquisto della mia pensione, mettiamo anche della mia retribuzione, noi non facciamo un passo in avanti. Ecco perché non è sufficiente quella manovra che sta facendo nuovamente il governo sulle accise. Perché abbiamo un ben donde su sta roba qua. Quando si è all'opposizione si dice tolgo le accise, eccetera, eccetera. Qui ci sono dei personaggi, ma che non li nomino. Adesso è molto difficile far sì che queste promesse diventino realtà. E allora ci si barcamena, per un mese tolgo X% delle accise, per un altro mese tolgo... bene. Perché noi invece non facciamo quello che prima diceva per esempio Daniele e andiamo verso una economia che non è petrolio dipendente? Ma è vivere. Perché? Brava, ma perché non lo facciamo? Abbiamo Giusy da Dosson, vai Giusy. Mirella, buongiorno al dottor Biscaro. Allora, dottor Biscaro, io dico una cosa che la sto dicendo da anni. Qualunque partito sia andato al governo, si sono sempre lamentati di quell'uscente che non ha avuto risultati e così va da anni, da sempre. Dottor Biscaro, da sempre. È diventato normale ormai, perché non si sono mai messi assieme per aiutarsi con questo sì e con questo no, per il bene dei nostri popoli, dottor Biscaro, che siamo stanchi. Io è da anni che dico queste cose qua. Li ho votati tutti, dottor Biscaro, li ho votati tutti. È proprio una cosa normalissima per dir male di quelli che erano prima. E adesso se vanno giù questi diranno male di questi, perché anche quelli di prima che si lamentano tanti che questo non fa niente, che questo governo non fa niente, e loro hanno fatto quello che stanno dicendo a questi. Questo voglio sapere, perché siamo stanchi, perché uno dice sì e l'altro no. Ma se dovete fare per il bene del popolo, ma porca miseria, cosa ci vuole? Siete tutti intelligenti da una parte sola, tutti hanno ragione. Io sono stanca Mirella, di sentire tutti questi discorsi fatti per niente. Per niente sono fatti, per niente, perché non vediamo nessun risultato. Vi saluto. Grazie Giusy, no, intanto bisogna parlare, non bisogna stare zitti, restiamo zitti, allora siamo proprio fritti a posto. Allora prima di rispondere alla nostra Giusy andiamo a vedere anche, andiamo a Udine, pensionati SPI CGIL, andiamo a sentire poi che rispondiamo anche a Giusy. L'inflazione nel 2025 non è stata così grande, per cui la perequazione è stata in grado di tutelare il potere d'acquisto. Noi abbiamo un sistema che per le pensioni più basse si tende a proteggere il 100% del potere d'acquisto e poi da 4 volte, 5 volte il trattamento minimo cala al 90%, il 75% per quelli stanno 5 volte sopra il trattamento minimo. Ma il punto è che anche quelli che risultano tutelati al 100%, in realtà se si guarda il carrello della spesa, io dico anche il carrello della farmacia, noi abbiamo il 30% di pensionati che stanno fino a 1.000 euro lordi, vuol dire che il peso dell'inflazione, anche poca, su quelle persone pesa molto.
Cosa si può fare per far sì che questo cambi? Intanto che il sistema di perequazione non venga rimesso in discussione ogni anno con la legge di bilancio, quindi un elemento di certezza. E poi sui pensionati c'è da fare un intervento di tassazione, perché rispetto a tutti gli altri redditi i pensionati pagano molto di più. Continua a non esserci pace per i pensionati, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove la pressione fiscale supera il 20%. In regione i pensionati sono 353.000 e versano ogni anno più di 1,7 miliardi di IRPEF netta nelle casse dello Stato. Quello che chiediamo anche alle istituzioni, da una parte, di calmierare la pressione fiscale, perché sennò altrimenti il rischio della povertà continua ad allargarsi, lo vediamo anche nella nostra regione, e dall'altra parte sappiamo che gli anziani, oltre ad avere il cosiddetto carrello della spesa, noi diciamo hanno pure il carrello della farmacia al quale bisogna aggiungere, e quando dopo si arriva a una certa età abbiamo anche le cronicità che intervengono, e quindi tutti i temi legati all'invalidità e alla non autosufficienza, dove i costi sono per davvero elevati. Molte promesse, poca sostanza. Per i pensionati la cosa più grave è che si afferma la legge delega sulla non autosufficienza. Anche nell'ultimo provvedimento che ho seguito, il milleproroghe, è stato rimandato ancora il decreto attuativo che dovrebbe permettere di far fare i primi passi a questa riforma importantissima. La non autosufficienza costringe le famiglie a sopportare un peso di cura che grava quasi unicamente sulle donne, e le persone non autosufficienti a non avere una qualità della vita adeguata. Allora, prima di rispondere alla nostra Giusy e commentare questo servizio, siccome che Vigilio Biscaro si ferma ancora un po' con noi ed è già collegato Luca Pierobon, veramente il sindaco di Cittadella, un pezzo che non si risentiamo, eccolo qua sindaco, grazie di essere qui, allora andiamo in pubblicità. E saluto e ringrazio Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, di essere con noi. Grazie sindaco, buona giornata. Ringrazio ancora Vigilio Biscaro, segretario generale SPI-CGIL Treviso. Allora, tanto rispondiamo alla nostra Giusy e al servizio che abbiamo visto, e poi andiamo da Luca Pierobon. Sul servizio ho visto dei cari amici friulani, perciò non dico nulla. Quello che hanno detto è la vera realtà rispetto alla situazione dei pensionati, non solo in virtù del fatto che le pensioni aumentano poco, ma anche del fatto, lo ha ribadito anche Bressan, della situazione di salute dei nostri anziani. La cronicizzazione di tante malattie è un problema che non si riesce facilmente a risolvere. Per quanto riguarda l'intervento della Giusy, i partiti dicono sempre le stesse cose, dicono di fare una cosa, poi non la fanno. Io qui spero di essere obiettivo. Valuto alla fine del mandato, sia nelle amministrazioni, adesso abbiamo il sindaco di Cittadella, sia a livello regionale e sia a livello nazionale, se rispetto alla campagna elettorale per la quale io ho dato il voto, ho detto sì, adesso ho fiducia di te e ti voto, alla fine hanno fatto o non hanno fatto. Ecco, questo io direi, perché sennò rischiamo sempre di parlarci addosso, di dire sempre le stesse cose, ma non riusciamo mai a essere costruttivi. Se io dico che abolisco la Fornero, se io dico e prendo voti che in pensione vado dopo 41 anni e dopo 5 anni di governo i 41 diventano 43 o 43 e mezzo, tiro le somme. Questo volevo dire a Giusy, e non soffermiamoci più sulle questioni personali. Dobbiamo guardare anche al paese intero, dobbiamo guardare alla popolazione che avremo fra 20 anni, fra 30 anni, altrimenti rischiamo di guardare solo il nostro proprio individuale interesse, tra virgolette. Allora sentiamo Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, dove l'unico, lo dico tutte le mattine, l'unico punto di riferimento per le persone, per gli abitanti, per i paesani, per i cittadini sono i comuni, i loro sindaci, non c'è niente da fare. È l'unico posto dove trovano la porta aperta, dove trovano un certo ascolto.
questa vicinanza che è diventata la famiglia, che è l'amministratore, che lo fermano per casa. Senatore, l'onorevole dica coraggio fermarlo, però il sindaco sì, perché c'è questa realtà vicina. Come vede la situazione, sindaco, in un momento così delicato? Ieri abbiamo visto il sindaco di San Biagio che ha donato 50 pacchi alimentari perché c'è un aumento di popolazione che chiede aiuto, sono persone che lavorano e non ce la fanno. Cosa ci racconta, sindaco? Buongiorno Mirella, buongiorno al suo ospite e tutti i telespettatori. Ma è che la situazione sia grave è ormai assodata ormai da qualche anno. Noi sindaci è vero che siamo in trincea perché siamo il punto di riferimento di una stragrande maggioranza di cittadini. Purtroppo chi una volta riusciva a gestirsi, e parlo per esempio di pensionati che fino a qualche anno fa erano magari considerati l'aiuto di famiglia, l'aiuto non solo fisico ma anche un aiuto materiale con le loro pensioni, oggi purtroppo i pensionati devono, chi è fortunato deve attingere ai propri risparmi, chi non ce li ha purtroppo deve rivolgersi a tutti quelli che sono i servizi sociali che vengono gestiti dai comuni, e purtroppo pur in un territorio benestante come quello del Veneto purtroppo sono in costante aumento. Noi ci confrontiamo quotidianamente insomma con tutto quello che è il volontariato, partendo dalla Caritas per arrivare poi insomma a tutte le altre stazioni che lavorano nel territorio, e purtroppo la continua richiesta di aiuto è sempre più importante. Si va veramente dal pasto caldo che viene consegnato fino ad arrivare agli indumenti, insomma, ai vestiti che magari qualcuno dismette che sono ancora in buone condizioni. Quindi la situazione è molto complicata. Poi se lei mi chiede la ricetta su come uscire da questa situazione, purtroppo io non ce l'ho, perché dall'altra parte poi vediamo degli enti pubblici, quindi i comuni, che hanno comunque risorse limitate. Io faccio l'esempio del comune Cittadella che ha una popolazione di circa 20.000 abitanti, noi spendiamo per servizi sociali di circa 1.200.000, 1.300.000 euro all'anno, però capite che ormai risorse da parte dello Stato non ne arrivano più, anzi il governo, tutti i governi continuano a utilizzare i comuni che hanno bilanci sani come diciamo salvadanai per portarsi via qualche soldino. E quindi ai comuni cosa rimane da fare? Ai comuni rimane quello che è la tassazione locale, però potete ben capire con quale difficoltà un sindaco, un'amministrazione comunale va a mettere le mani in tasca ai cittadini. Quindi la situazione è molto delicata. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto il sindaco e il rappresentante della CGIL. Il popolo italiano non è mai stato artefice del proprio destino e mai lo sarà. E allora purtroppo è inutile, spendiamo fiumi di parole, ma i fatti non si vedono, perché il popolo italiano non è mai stato artefice, è lui che deve cambiare le cose. Però se non c'è l'unione non cambierà mai niente. Grazie. Grazie a te caro Livio. Sindaco, però una cosa che non riusciamo a capire è che voi avete gli eserciti e sono i cittadini che vi votano. Tanto è vero che se seminate bene poi raccogliete anche bene, perché lei mi sembra abbia il terzo mandato, perciò penso che la semina sia stata molto proficua. Il problema è che poi non riuscite a farvi ascoltare a livello nazionale. Eppure sono i vostri partiti, lei è della Lega, perciò penso che la Lega sia al governo, come sono al governo Fratelli d'Italia e altre realtà minori. Ma il problema è, ma se non riuscite a farvi ascoltare voi sindaci, che siete la voce del territorio, che avete i vostri rappresentanti, perché è inutile dire sempre Roma. A Roma ogni partito ha i propri rappresentanti, che noi non sentiamo mai o pochissimo, che non ci dicono veramente le cose che vengono fatte. Noi abbiamo un popolo diversamente agile che non riesce a trovare lavoro e hanno documenti, hanno veramente attestati che potrebbero essere assunti
tutti, ma le fabbriche, i proprietari famosi che abbiamo anche noi datori di lavoro molto importanti hanno paura di rallentare e non vedono questa persona come una risorsa ma come un problema, e se anche trovano lavoro non riescono a fare strada, a fare carriera. Lei è un commercialista, sa fare i conti, ma i conti dovranno tornare anche assumendo queste persone, perché già la demografia ormai si fa sentire, i giovani non è che non li abbiamo, non ci sono proprio, cioè proprio non ci sono. E quelli che abbiamo, anche diversamente agili, non riescono a trovare una soluzione. Io l'ho invitata perché so che lei è molto sensibile a questo tema, penso sia uno dei pochi sindaci ad aver dato spazio a queste associazioni che sono veramente un fiore all'occhiello di questi pazzi scatenati che fanno vedere che riescono a fare 1000 cose anche se sono in sedia a rotelle, però il mondo non gira così. E poi abbiamo il lavoro nero, sottopagato, anche qua non è solo il sud, anche qua nel profondo nord ce n'è anche tanto. Allora questi imprenditori, sindaco, dove voi avete un contatto corretto e soprattutto siete anche molto ascoltati da loro, perché loro hanno anche bisogno di voi, cioè non è che possiamo fare squadra e di far capire che anche loro devono impegnarsi a costruire delle case come facevano i vecchi imprenditori di una volta con la quinta alimentare, che facevano la casa vicino alla fabbrica, che avevano capito il potere dell'operaio. Cioè siete voi che dovete fare questa parola, ma se continuiamo ad avere sindaci che sono o contro l'unione o contro la fusione, ma il campanile, noi non andremo da nessuna parte. E per fortuna che avete il mondo del volontariato che vi aiuta. Ma lo stiamo pagando questo volontariato? Giriamo col commercialista e con l'avvocato e col notaio. Prego. Sindaco. La fortuna lo sai, Mirella, io penso sempre che la fortuna dei sindaci è effettivamente il volontariato, e hai perfettamente ragione sulle riforme del terzo settore. Per esempio, stanno mettendo in crisi tutto quello che è il volontariato da quello sportivo semplicemente fino ad arrivare a quello sociale, che non me le vogliano le altre associazioni, ma è quello fondamentale, è quello che dà una mano al territorio e che tiene in piedi l'aspetto sociale della nostra società. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo di determinate persone, sfondi una porta aperta, nel senso che c'è una legge molto chiara, ma purtroppo, e qui è un difetto che abbiamo un po' noi nel nord-est, che è quello dell'idea del profitto, no? Non tutti gli imprenditori sono così, però c'è un'idea del profitto a tutti i costi, no? E quindi il profitto come si fa? Il profitto, no? Uno può aumentare il fatturato, oppure può anche cercare di andare a ridurre i costi, e quando il collaboratore, a me piace chiamarlo collaboratore più che dipendente, viene visto come un costo, e allora lì c'è qualcosa che non va, perché anziché essere una risorsa, non parliamo di quelle persone che hanno delle difficoltà, che dovrebbero essere inseriti per legge in un mondo del lavoro. Poi arriviamo all'elenco, al bollettino di guerra dei giovani che ogni anno se ne vanno dal nostro territorio. Si parla in 15 anni di poco più di 10.000 giovani che sono andati all'estero per vari motivi, magari anche per studiare, ma molti se ne vanno magari perché ritengono che qui non ci siano più l'ambiente ideale per avere una crescita o per poter crescere, e questo, guardate, che nel medio, anzi nel lunghissimo termine sarà un danno pesantissimo alla nostra società. E qua però è vero che tu dici no, noi siamo al governo, nel senso che il mio partito è al governo, però diventa sempre difficile tentare di colloquiare per vari motivi. Uno, perché l'Italia è molto grande e l'Italia ha, per fortuna o purtroppo, ha dei territori completamente diversi uno dall'altro. Anche qua io la ricetta sicuramente non ce l'ho su come andare a gestire una cosa di questo tipo. Sicuramente però un aiuto deve arrivare. Adesso poi perché adesso gli ultimi dati dell'inflazione, no? Prima parlavano dell'inflazione, che l'inflazione era stata abbastanza bassa. Sì, i dati vecchi però, quelli di marzo, cioè quelli prima della crisi energetica dovuta a questa folle guerra, insomma, che continua ad andare avanti. Fortuna vuole che stiamo uscendo dal periodo invernale, quindi il riscaldamento viene utilizzato sempre meno, ma qui le botte che arrivano soprattutto
negli stipendi, nei bassi stipendi o nei stipendi non flessibili come come sono quelli dei pensionati, sono botte che non sono più recuperabili. Senta Sindaco, devo correre perché il tempo è tiranno. Sindaco Piero Bon, purtroppo il tempo è tiranno e sono tante le domande, poi vorrei sentire anche Virgilio Bisco. Ma ci spiega cosa sono le partecipate? Questo Asco Piave che sentiamo tutti i giorni sui giornali, alla fine sentiamo 1 milione di stipendio all'anno, cioè è una roba allucinante. Ma cosa sono le partecipate? Iniziamo a pensare a questo povero uomo che lavora e si fa veramente un mazzo così e si trova dopo tanta fatica ad andare a casa con stipendio, se arriva a 1.200 euro, si fa il segno della croce e dice sono fortunato. Chi è che ha messo in piedi queste partecipate? Chi sono? Voi come partecipate? Cos'è che veramente vi aiuta a stare all'interno di queste partecipate? Perché poi dicono vengono divisi i dividendi. Ci spiega un pochino, lei che è molto chiaro, è anche un commercialista, cosa sono queste partecipate con questi numeri incredibili di liquidazioni, di stipendi, di emolumenti? Prego. Beh, io non entro in merito di Asco Piave perché non è una partecipata del nostro territorio. Noi, la paritetica nostra si chiama ETRA, ma funziona in maniera totalmente diversa. È partecipata perché i soci di questa società sono tutti i comuni del territorio. Noi siamo circa una settantina, poco meno. I sindaci partecipano alla gestione di questa società, nel senso che pur rimanendo all'interno di quelle che sono le normative per quanto riguardano le tariffe rifiuti ed acqua, perché qui parliamo di rifiuti ed acqua per quanto riguarda il territorio di Etra, poi i sindaci partecipano alle scelte strategiche. Ecco, io ho letto anch'io qualcosa sui giornali, noi siamo totalmente su altri numeri, insomma, quindi il nostro presidente del CDA, per esempio, essendo pensionato non riceve nessun compenso, quindi siamo su una realtà totalmente diversa. È vero che le partecipate, e qui generalizzo, fanno fatica a far capire poi ai cittadini che sono i veri proprietari della partecipata, come poi vengono gestiti quelli che sono i soldi che loro pagano attraverso le bollette, attraverso le utenze. Ecco, un buon servizio va pagato, ma è chiaro che deve essere pagato il giusto, ed è questa la diatriba che c'è da noi da qualche anno a questa parte, soprattutto dopo il Covid, con l'impennata dei prezzi che si è avuto soprattutto sotto l'aspetto energetico. Quindi per fortuna, ecco, noi siamo in un territorio dove la partecipata non ha problematiche particolari come se ne sentono in giro, dove non ci sono compensi così importanti. La partecipata però, lei ha ragione sotto l'aspetto degli stipendi, perché anche ETRA ha circa poco più di 1 migliaio di dipendenti, alcuni purtroppo sono dipendenti mi dispiace usare questa parola, no, di fascia bassa, quelli non diciamo che non hanno una personalità di un certo tipo, e quindi purtroppo o tramite cooperative. Anche questo è un mondo un po' da scoprire, no? Quello delle cooperative, perché qualcuno usa le cooperative poi per pagare un po' meno quello che doveva essere il dipendente, ricevono stipendi come dici tu. Forse va rivisto, ecco, un po' tutto questo sistema, perché oggi uno stipendio di 1.200 euro al mese è uno stipendio da poveri, e questo bisogna dirlo chiaramente, perché quando si parla di stipendi che sfiorano appena i 1.000 euro, una famiglia sicuramente non vive, ma probabilmente anche 2 stipendi di questo tipo uno fa fatica a tirare a campare. Virgilio Biscaro, come commentiamo quello che ha detto, le partecipate, questa partecipata che abbiamo noi con cifre stratosferiche? Chi sono, come mai, dove vanno questi soldi? Allora, seguo il ragionamento logico che ha fatto il sindaco di Cittadella, Piero Bonsi. Da un lato io sono convinto che il controllo pubblico di queste grandi aziende dei rifiuti, dell'energia, dell'acqua, sia importante, e cioè che la proprietà, pensiamo a questo, la proprietà dell'acqua, la proprietà dell'energia, la proprietà dello smaltimento rifiuti, detto in volgare, no? Ecco, sia
controllata dal pubblico, io sono convinto che questo è assolutamente importante. Abbiamo fatto anche dei referendum, per esempio sull'acqua, e perciò qui va bene. Piero Bon ci diceva che ci sono esempi di partecipate dove gli emolumenti sono un po' alti. E come posso io dire che non è vero? È proprio così, e perciò qualcuno dovrebbe anche immaginare calma, perché prendere centinaia di migliaia di euro per far svolgere determinati lavori in queste partecipate magari è un po' troppo, però il fondo, lo ha detto anche il sindaco, che noi dobbiamo controllare come vengono svolti questi servizi. E siccome sui servizi, ahimè, e credo che se ancora in linea non potrà che darmi ragione, il sindaco Piero Bon, noi rischiamo che lo Stato sociale, il cosiddetto welfare, che adesso noi lo sintetizziamo con welfare, poco a poco vada in mano al lavoro povero. Prima lui ha parlato delle cooperative, è un mondo da scoprire. Noi lo abbiamo già scoperto questo mondo qua. Però se, tornando a bomba, se noi abbiamo la possibilità di applicare dei contratti che fanno dumping con le aziende sane, con le aziende che pagano sempre tutto in bianco e non in nero, noi dobbiamo bloccare questi contratti qua. Non possiamo pensare che non so per quale concetto, se ci sono dei sindacati e delle associazioni datoriali che firmano dei contratti con delle retribuzioni più basse, questo vada bene. Sbaglia Meloni se vuol continuare su sta roba qua, sbaglia completamente. Sindaco, a lei la parola, perché di conti se ne intende. No, condivido quello che è stato detto, cioè oggi lo Stato sociale, adesso il welfare a me piace poco come parola, perché noi abbiamo una bellissima lingua che è quella dell'italiano che ha tutte le parole possibili. Sono d'accordo effettivamente con lei. Se noi pensiamo al welfare, noi dobbiamo pensare soprattutto alla fascia più bassa, cioè a quelle persone che effettivamente hanno bisogno di un aiuto, e mi sembra che stiamo andando verso una strada diversa, ma da sempre, cioè io non mi ricordo qualcuno a livello governativo che abbia tentato di svoltare, ecco, se no magari con qualche piccolo incentivo, con qualche cavolata che servono a poco. Qui serve un qualcosa di strutturale. Qui se vogliamo far sì che le persone ritornino a star bene non vuol dire sprecare, non vuol dire andare a buttare via soldi, ma a vivere in maniera dignitosa, bisogna che cominciamo a fare qualcosa di strutturale. E guardate che poi il denaro dato in tasca alle persone normalmente ritorna in circolo, no? Fa economia. Quindi vuol dire, quando si dà un qualcosa, poi questo ritorna e crea economia, quindi crea occupazione. Quindi, ripeto, è tutto facile, no, a parole, perché prima la signora diceva i politici parlano, ed è vero, perché a parole si va presto a dire tutto. A trovare poi però una soluzione è un po' più complicato. Ecco. Oggi però diciamo che siamo in un momento abbastanza fortunato, non so per quanto ancora, per quanto riguarda l'occupazione, perché se qualcuno vuole cercare un lavoro lo trova. Sono d'accordo quando si parla di stare attenti a degli stipendi che vanno ad abbassare i costi, che diventano poi concorrenza sleale nei confronti di quelle aziende che invece si comportano in maniera corretta, pagando in maniera corretta i propri dipendenti, ma là chi può intervenire è solo l'aspetto governativo, cioè solo le leggi dello Stato possono intervenire sotto questo punto di vista. È vero che poi noi siamo abituati a ragionare però nel nostro piccolo orticello, che è quello dell'Italia, allargandoci arriviamo un po' all'Europa, però quando cominciamo ad allargarci ancora di più la concorrenza diventa importantissima, no? Soprattutto nella parte asiatica, dove tutele legali, tutele sindacali non esistono, stipendi sono alla fame, eccetera, eccetera, e questi poi, quando noi compriamo prodotti che arrivano da quelle parti, noi contribuiamo a questo, cioè noi non contribuiamo, giustifichiamo anche il pagare poco, l'assenza di tutele, siti inquinati, eccetera, eccetera, eccetera.
Vigilio Biscaro, so che voleva... No, volevo rispondere al sindaco perché, vede, io non sono della parte politica, se parliamo di parte politica come la sua, Piero Bon. Però sono perfettamente d'accordo con lei, perché prima lei ha fatto un'affermazione che a volte nelle relazioni industriali non se ne tiene conto. Lei ha parlato del profitto e a volte in nome del profitto si tengono basse le retribuzioni. Ecco, noi siamo quella organizzazione sindacale, ma credo che anche CISL e UIL la pensino così, che se c'è uno stesso lavoro ci deve essere una stessa retribuzione, ed è per questo che bisogna scoprire quel mondo a cui lei faceva riferimento sulle cooperative, perché ci sono dei contratti che purtroppo pagano meno un lavoro uguale e qui non va bene, altrimenti è chiaro che torneremo al vecchio refrain che lei diceva prima sul profitto. Però approfitto di questa situazione, dopo devo andare. Abbiamo anche finito? Abbiamo finito. Beh, allora, sindaco, io so che rispetto alla situazione sociale quasi tutti i sindaci sono in prima linea. Le volevo dire questo. Noi qui in provincia di Treviso stiamo ragionando sugli ATS. Lì a Padova voi state facendo dei passi in avanti per la realizzazione degli ATS o siamo ancora presi nel guado? Ambiti, territori sociali, con tutti i sindaci con le mani nei capelli quando vengono qua che sentiamo questa parola. Prego, sindaco. Risposta molto veloce. Noi nell'Alta Padovana siamo il primo ATS che è nato in Veneto. Perfetto. Noi l'abbiamo già costituito, quindi c'è già un CDA, adesso siamo in attesa della nomina del direttore, quindi noi abbiamo rispettato pienamente i termini dati dalla Regione, che erano quelli del 30 marzo 2026. Adesso è operativo a tutti gli effetti, è una sfida. No, sindaco, io invito la politica a venire a Sveglia Veneti, perché qua va d'accordo Lega, Partito Democratico, destra, io sono sinistra. della CGIL. Ma qua va d'accordo sempre tutti, non so come mai, ma si fanno i complimenti tra di loro, tanto è vero che Vigilio Biscaro voleva fare i complimenti al sindaco di Cittadella, o no? Sì, perché noi siamo in ritardo. Qua a Treviso siamo in ritardo e perciò bisogna che i sindaci come lei facciano una telefonata agli altri, anche di altre province, perché abbiamo assolutamente bisogno di gestire quei bisogni di cura e di assistenza di cui lei sicuramente sa, forse meglio di me, anche senza forse, però se ritardiamo per questioni di norme che non si capiscono, il rischio è che i nostri anziani non vengano curati. Sindaco, a lei la chiusura, prego. No, è chiaro che quando si parla di queste questioni non c'è colore politico. Poi l'ATS da noi è nato non grazie a Luca Pierobon, ma è nato grazie a tutti i sindaci che hanno collaborato assieme e a chi poi ci ha dato una mano, ai tecnici che ci hanno dato una mano per farlo partire. È un'avventura, perché partire per primi sicuramente non è semplice, e capisco le difficoltà che hanno altri territori. Noi siamo un po' più facilitati perché noi i servizi sociali li avevamo delegati all'ULSS, siamo uno dei 2 territori in Veneto che l'aveva fatto, quindi veniva un po' più semplice. Però abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, insomma, siamo andati avanti di filata, ecco. Grazie, veramente grazie, abbiamo finito. Ringrazio Luca Pierobon, sindaco di Cittadella. Avete visto perché l'ho invitato perché è una persona molto chiara, leale, che anche capisce e soprattutto cerca di risolvere i problemi. Non so cosa che a Treviso non so, si incantata, si indormensata, non so, questo era meglio che a Sveglia, si chiama anche a Sveglia Veneto, speriamo che funzioni. Grazie anche al nostro Vigilio Biscaro, segretario generale SPICDL Treviso, di essere stati con noi, grazie a voi tantissimi anche questa mattina da tutto il Triveneto, perciò adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, stiamo per incontrare Carla, che è la compagna di Emilio Zago, che oggi è stato operato e perciò è in ospedale, e perciò noi siamo con Carla. Permesso? Ciao Carla. Ciao. Ciao Carla.
Allora Carla, oggi Emilio è stato operato, è un'operazione importante, però sono sicura che ce la fa perché la grinta è tanta. Come sempre. Però giustamente tu mi hai detto, però io non ce la faccio, Emilio non ce la fa, non lavora. Tutto costa tanto, io faccio qualche ora, però come faccio? Come sta vivendo questo momento Emilio? Perché a noi interessa molto anche brutto. Va in crisi perché non vede sfoghi e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e non ce la fa più. E l'ultima volta che ho chiamato l'ambulanza ha sbattuto un pugno sul tavolo e ha buttato tutto per aria e piangeva e io sto male e non ce la faccio più, ma gli do forza. Esatto, bisogna resistere, Carla. Scusate. No, tranquilla. Ascolta Carla, voi non avete idea di cosa sta facendo questa donna per Emilio e prima per i suoi genitori. Pensate che aveva il coraggio, poi aveva anche coraggio, di andare a Castelfranco in bicicletta, partiva la mattina, rientrava la sera e tornava a Resana per assistere i genitori di Emilio. E poi lei vuole un bene dell'anima a Emilio e a tutta la sua famiglia. Cos'è che ti fa proprio questa grinta che io vedo, indipendentemente di qualche lacrima che ti scende, questa voglia veramente di riuscire a dire a Emilio dai che ce la facciamo? Perché ho avuto esperienza con mio papà che ero piccola e aveva molti problemi, ha vissuto per un anno in ospedale, siamo cresciuti con il male, ce lo siamo sempre portati avanti e io sono nata così, a me fanno pena tutti, anche un sasso mi fa pena. Sei così, sei sensibile. Sì, tanto. Spiega ben cosa che vuol dire non aver niente. Non avere niente. Non so come spiegare, perché ormai ci siamo, tra virgolette, abituati, non ci facciamo neanche più caso. Io indosso questa maglietta che me l'hanno data, mi hanno portato delle borse di cose da vestire. Io non ho neanche soldi per andarmi. Questo me l'hanno regalato. Neanche di intima. Cioè, vedete, non è che io racconti delle cose strane, mi racconto la verità, quel che mi vedo e tocco con mano. Siamo nel 2017, vediamo sprechi di denaro enormi. E dopo mi ritrovo con questa gente nostra, gente del nostro territorio, brava gente, che ha la sua sfortuna perché piove sul bagnà, tessa maiada. Cioè non che bastava a malattia rara che aveva Emilio, che toccava anche sto po' di scopo qua. Però bisogna andare avanti, Carla. Sì, bisogna darsi una mano, bisogna aiutarsi. Ora guarda Carla, fermo una roba. Allora Carla, ecco l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io so quanto avete bisogno di questi soldi, perché sono soldi che vi aiuteranno a superare questo momento tragico e difficile, ma lo supereremo. Cosa ha voluto dire Carla? Dici qualcosa. Allora, grazie a Rete Veneta, ringrazio anche una signora che ha mandato 100 euro in una busta per Emilio, la ringrazio con il cuore in mano. Così facciamo vedere che è arrivata. Appunto, è arrivata, la ringrazio con il cuore in mano. Se c'è qualcuno che ci dà una mano, ben venga, se no andiamo avanti ancora come abbiamo sempre fatto, non ci fermeremo proprio con questo. E adesso due parole, cosa vuoi dire? Amore, tirati su in casa che hai bisogno di te. Ciao. Avete sentito? Questa è Carla e questa è la Mirella e questo, grazie a voi, riusciamo a superare questi momenti. Ciao!